Molestava i clienti del locale Pane Quotidiano di Domio, tanto che il titolare ha dovuto chiamare le forze dell'ordine. Il protagonista dell'episodio, un operaio 41enne, dall'atteggiamento sempre più violento, è stato colpito con il taser e poi arrestato. Ma andiamo con ordine. Il fatto è avvenuto nella serata di domenica alle 19:30 circa. Su segnalazione del titolare del locale in strada della Rosandra, i carabinieri di via dell'Istria sono arrivati sul posto. Effettivamente il 41enne, visibilmente ubriaco, stava importunando i clienti. Nonostante i ripetuti tentativi di instaurare un dialogo con l'uomo per convincerlo ad allontanarsi, questi ha dato in escandescenza e si è precipitato verso la macchina dei militari dell'Arma per poi prenderla a calci. Poi il 41enne ha anche tentato di aggredire i carabinieri. I militari l'hanno bloccato, lo hanno fatto entrare in macchina e portato verso la caserma. Durante il tragitto l'operaio 41enne continuava a tirare testate al finestrino della macchina, procurandosi delle scoriazioni. Una volta giunto al comando provinciale, l'uomo si è dimostrato ancora più violento. A quel punto è stato inevitabile. Uno dei carabinieri con il taser ha stordito il 41enne, che è rovinato a terra. Questi è stato quindi soccorso dal personale del 118 e dopo essere stato sedato è stato portato all'ospedale di Cattinara per le cure del caso. Alle sue dimissioni il 41enne è stato posto agli arresti domiciliari per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Un trentenne di nazionalità afghana vittima di rapina con un gravissimo accoltellamento che lo ha visto finire a terra in una pozza di sangue è accaduto nella notte appena trascorsa, via Piave Mestre, e l'1:30 circa. L'afghano è appena rientrato da Venezia, dove lavora come cameriere, ha terminato le sigarette e va a prenderle al vicino distributore quando viene avvicinato da 2 nigeriani che lo seguono dalla stazione. L'agguato, con l'inaudita violenza, avviene di spalle. I 2 nigeriani tentano di strappargli il portafogli dal borsello che tiene a tracolla, quando uno dei 2, anch'egli trentenne, con un coccio di vetro inizia a pugnalarlo con violenza al torace, soltanto perché poco prima l'afghano aveva tentato di resistere alla rapina. La vittima cade a terra agonizzante in un bagno di sangue, ferito gravemente ma vivo grazie agli agenti della radiomobile della polizia locale di pattuglia proprio in via Piave, che, richiamati dalle sue urla, si sono precipitati sul posto, riuscendo a chiamare i soccorsi e catturando uno dei 2 nigeriani, mentre l'altro è riuscito a scappare dileguandosi. Per l'aggressore fermato l'accusa che si profila potrebbe essere di lesioni gravi. La vittima, infatti, ricoverata a Mestre, non sarebbe in pericolo di vita, sebbene appunto in gravi condizioni. Volevo portarvi al fresco questa mattina, ma fa fresco anche qua, direi proprio le temperature crollate, vedremo in questi giorni cosa succederà perché il tempo cambia in continuazione. Saluto la dottoressa Corinne Bertoncini, psicologa e psicoterapeuta. Grazie dottoressa di essere qui, perché io volevo sapere cosa sta succedendo. Ogni giorno ne sentiamo una, ma veramente delle cose assurde. Quel ragazzo che si è buttato dentro la turbina dell'aereo ieri, quel fatto gravissimo di questo uomo che ha ucciso la figlioletta e la moglie nonostante fosse stato fermato dalla polizia. Fatti conto, ma cosa sta succedendo, dottoressa? Perché noi stiamo andando veramente fuori di testa e soprattutto sta regnando la paura di uscire, la paura di tutto, e questo non fa di sicuro bene. Prego dottoressa, la ringrazio, prego. Buongiorno a tutte e a tutti. E grazie per questo invito innanzitutto. Io lavoro a Bolzano presso il Forum Prevenzione e mi occupo in particolare della prevenzione del suicidio. Il fenomeno, ci sono circa 4.000 suicidi l'anno in Italia e è molto importante parlarne anche qua in televisione, e per scardinare insomma lo stigma che c'è anche verso questo tema, e sicuramente c'è un malessere, come dice lei, nelle persone che praticamente diventa poi un agito di aggressività verso se stessi o purtroppo a volte anche verso gli altri, insomma. La cosa più importante è agire prima di arrivare a queste escalation. Si tratta di fare prevenzione in rete fin dall'infanzia, coinvolgendo varie parti, famiglia, scuola, servizi sanitari, sociali,
e far sì che le persone anche lavorino molto su se stessi, anche sulla regolazione un po' delle proprie emozioni, e parlare anche quando non stanno bene, con qualcuno di fidato, in certi casi anche con un professionista. Dottoressa, non c'è una certa omertà da parte della famiglia di non voler ammettere che il tuo figlio, tua figlia, il tuo bambino, la tua bambina ha dei problemi? Forse anche da piccoli magari si porta più volentieri dal pediatra, ma quando si parla di psichiatria, specialmente questa parola, terrorizza, fa paura. Eppure ognuno ha questa fascia dove è più esperto e meno esperto. Perché fa così paura questa parola? Forse, come dice lei, perché fin da piccoli non si è abituati veramente a sentire, ad ascoltare e imparare, e soprattutto capire i disturbi, perché non è che ci manchino gli esperti. Il problema è quando arrivo dall'esperto. Devo fare prevenzione prima, non curare quando arriva la malattia, perché siamo già avanti. E le fragilità, a mio avviso, dottoressa, non possono difendersi da sole, non ce la fanno. Ed ecco qua che casca il pero, nel senso, una volta c'era il consultorio, adesso se ce n'è qualcuno siamo anche fortunati. Secondo me hanno tolto quella fascia importantissima che partiva dal medico di famiglia, che è il medico di base, che poi arrivavi al consultorio, che poi arrivavi alla cura. Però c'erano queste due figure. Adesso non c'è niente, sono solo centralini con numeri, schiaccia 1, schiaccia 2, schiaccia 3, visite costosissime che non si possono permettere molte famiglie, molte fragilità. E allora dove si va a parare? Questi casi di comunità, io non so da voi, ma qui da noi 17, ma sono tutte chiuse, se ne è aperto uno o due saremo anche dire bravi, ma sono vuoti, non abbiamo personale. E allora cosa facciamo di tutto questo cemento? Questo cemento, queste colate che fanno dal fuori di testa, perché noi vediamo solo quello e non vediamo i servizi alla persona che dovrebbero essere necessari e soprattutto utilissimi. Prego, dottoressa. Certo, e sicuramente le situazioni da regione a regione possono anche variare, da quello che sento che dice lei rispetto anche tra il Veneto e l'Alto Adige ci sono sicuramente differenze. Anche da noi ho sentito, insomma, le notizie dicono che anche con i consultori, insomma, è difficile, ci sono anche molte liste d'attesa. Per fortuna comunque si stanno creando anche nuove opportunità di aiuto anche sul digitale, diciamo, e ci sono servizi di psicologia, di psicologi o psichiatri, e a volte anche a prezzi più calmierati. Diciamo che sì, comunque l'importante, visto che mi parlava prima, no, anche della paura anche di rivolgersi al servizio di psichiatria, purtroppo io credo che sia anche dovuto al fatto che le generazioni precedenti, che magari sono genitori o nonni e nonne oggi, sono state meno sensibilizzate rispetto ai temi della salute mentale. C'erano ancora tanti pregiudizi verso i professionisti della salute mentale come psichiatre, psicologhe e così via. E quindi è un po' più difficile anche fare quel passo in questo senso di rivolgersi a queste professioni. E anche c'erano un po' questi tanti stereotipi e pregiudizi, appunto, come il dover farcela da soli, da sole, il fatto che se uno si rivolge anche a un servizio di salute mentale è matto. Invece non è così. Tutte le persone attraversano dei momenti difficili nella vita, delle crisi, e sono normalissime, il punto è proprio come le gestiamo. E è molto importante chiedere aiuto sia ai professionisti ma anche alle persone, crearsi una rete familiare, amicale, e avere almeno un paio di persone su cui contare, con cui potersi confidare anche nei momenti di difficoltà della vita. Dottoressa, lei ha detto il digitale. Guardi, io ho un banco solidale oggi aperto, anzi permettetemi di ringraziare i miei volontari, ma tutti i volontari in generale, che da ieri tengono aperto questo banco per cercare di aiutare le famiglie in difficoltà. Perciò un grazie di cuore da parte di Mirella a tutto il mondo del volontariato, che sta mettendo le pezze dove la politica non le vuole mettere, no, non può, non le vuole mettere. Ma soprattutto quello che vedo,
che non sanno adoperare i telefonini, i social, non sanno neanche cosa sono. Io non so a Bolzano, dottoressa, ma io le posso assicurare che qua al massimo ricevono la telefonata del figlio o schiacciano il numero del figlio. No, come dice lei, non c'è stato un cambiamento culturale perché non è stato accompagnato. Noi gli hanno tolto il denaro liquido, gli hanno messo in mano la carta di credito che non sapevano neppure usare. Questi infernali mezzi di comunicazione che non sanno usare perché nessuno gliel'ha insegnato, pochi lo sanno rispetto a quelli che non sanno, però nel silenzio totale. Devono saper fare tutto, devono collegarsi, devono telefonare, devono informarsi, tutto digitale. Non lo sanno fare, volete capirlo chi di dovere? Volete capirlo che a 70-80 anni non riescono neppure a gestire il loro telefonino, dobbiamo aiutarli noi? Dottoressa, c'è qualcosa che non va perché noi guardiamo il futuro, ma dobbiamo pensare anche a questi diversamente giovani? Cioè i numeri li hanno loro, non li hanno i giovani, non li abbiamo più neppure quelli. E allora cosa facciamo? Le liste d'attesa sono formate da queste persone con patologie che non hanno la possibilità di pagare? Stanno andando fuori di testa, poveretti, a salute mentale, voglio vedere io se non vai fuori di testa con quei 2 soldi che si ritrovano ad avere, per fortuna che c'è il mondo del volontariato. Allora saluto anche l'avvocato Marco Cagliandro, coordinatore Distretto Rotary Treviso. Grazie avvocato veramente di essere qui, anche lei, anzi ringrazio avvocato per tutto quello che fa il Rotary in generale, perché veramente fate tanto e aiutate molto, però forse glielo chiedo veramente, dovete accelerare ancora di più se avete la possibilità, perché siamo veramente in grave difficoltà, non trovano casa. Io adesso ho 3 persone che hanno lo sfratto, persone per bene avvocato, non riescono più a pagare gli affitti, le spese del condominio, non ce la fanno proprio, non c'è niente da fare. E quando veramente chiedono sono affitti da 500, 600, 700 euro, robe pazzesche. Come vede la situazione voi che con Rotary avete cercato invece di tenere alto questa parola sociale, solidarietà? Prego avvocato Cagliandro. Intanto buongiorno a lei, grazie per l'invito e un buongiorno a tutti i telespettatori. Beh, allora è un tema estremamente delicato, anche noi soffriamo come organizzazione di qualche carenza ovviamente di volontari, di persone che sono operative, danno una mano, aiutano però cerchiamo di fare molto con quello che sono le nostre risorse che mettiamo a disposizione sia professionali che economiche. Però c'è una situazione, secondo me, io lo vedo anche da presidente del coordinamento del volontariato della Sinistra Piave, la vedo anche proprio come una situazione di scollamento, di difficoltà di coordinamento di tutte le esigenze sociali che ci sono. C'è tanta atomizzazione, ognuno fa il suo, non si riesce a fare rete, si fa molta fatica, le istituzioni ovviamente hanno carenze economiche evidenti che, o perlomeno ce le hanno nel sociale, ecco, voglio dire, nonostante quanto si possa mettere a disposizione c'è sempre un'esigenza maggiore, quindi bisogna cominciare a lavorare per piani, per reti, per territori omogenei. Andando avanti così non si riesce a dare risposte a tutto e per fortuna il terzo settore in qualche maniera in questo momento sta sopperendo, ma nell'ambito della sussidiarietà orizzontale i cittadini si auto-organizzano e cercano di fare il loro, tra cui anche la nostra organizzazione. Ovviamente però con le risorse e con le disponibilità e con i problemi che ognuno ha, perché fare il volontariato, fare il volontario è un pezzo, è una parte della nostra vita, poi ognuno deve lavorare, ha la sua famiglia, deve gestire le sue cose, quindi è evidente che non può essere questa la sola risposta, è una delle risposte e bisogna metterla in rete, Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Stiamo parlando sempre dello stesso problema. E ora, io ho 82 anni, Mirella, una vita che te lo dico. Voglio dirti che quando sono nato finiva la guerra, che non avevo neanche gli occhi da piangere, non che era tutta la delinquenza, era chi che andava a rubare un poco di pane perché chi aveva fame. Ma adesso la delinquenza dilaga. A Venezia, tipo sta fuori fino alle 2 o 3 della notte, non è mai successo niente di quello che succede adesso.
e con tutta la tecnologia e la questura e la pulizia dei miliardari di Venezia, che era 5.000 poliziotti, e noi siamo buoni a partire che vada grata, che vada a Cuini con i turisti. Ma dove c'è ancora domani in Mora? È una vergogna, una vergogna. Ma cosa ne stai contando? Anche a me l'aveva da mettere posto tutto, cosa non ha messo a posto? E so paghe, i suoi parenti, l'esercizio del fascista, e tira 180.000 euro all'anno, e se all'ACI, direttore, e non era buonata a lì. Ma cosa ne mi cerca? Si ha fatto i posti su, tutta la roba sua, e che deve essere miliardaria, compra bombe, cannoni, ma cosa ne mi serve? Vede a chi che ha bisogno, mette a posto la povera gente, che non è giusto, neanche gli anziani, neanche a me non so come operare il telefono, va bene, adesso mi sono fatti gli esami al sangue, qualche vita che ho a fare, ma dopo anche mio figlio, che usa poco, scarichi su internet, ma se ho il telefono solo, non ho niente, ma siamo nati con numeri a candela, siamo nati con numeri di petrolio, cosa ha avuto che mi interessa del telefono? Cosa vuol telefonare, passare ai vari amici e parlare con te, e basta. Grazie Rinaldo, grazie. Sentiamo come commenta la dottoressa Bertoncini, ma soprattutto, dottoressa, quello che vorrei capire anche da lei, poi commentiamo anche la telefonata del nostro Rinaldo da Venezia. Cos'è il suicidio e cos'è la prevenzione? Come si arriva al suicidio? Quali sono i sintomi? Perché dei segnali ci sono, ma non sono in grado i familiari, come dice lei, di capirli. Ci vogliono gli addetti ai lavori, però qualcosa capisci. Non ha più l'hobby che aveva, certi atteggiamenti diversi. C'è qualche segnale che tu familiari noti? Ma la risposta è un po' depresso, è un po' esaurito, passerà, e invece la malattia, se è una malattia, si aggrava. Ecco, la prevenzione e il suicidio. Prego, dottoressa. Sì. Allora, certo, i segnali che ha detto lei sono importanti. Diciamo che però il suicidio è un fenomeno complesso, veramente può interessare tutti e tutte le fasce d'età, perché dipende da tantissime cose, da una serie di fattori individuali, del proprio ambiente sociale, lavorativo e quant'altro. Diciamo che alcuni segnali d'allarme un po' più lampanti possono essere veramente un cambio di comportamento molto improvviso. Ecco, se non ci sono spiegazioni apparenti, e questo soprattutto per gli adulti. Per gli adolescenti dipende, loro sono in continuo cambiamento, però in ogni caso se si nota un comportamento particolarmente diverso dal solito, anche duraturo con una certa intensità, poi se si nota soprattutto un ritiro sociale, un isolarsi, sbalzi d'umore molto forti, anche un po' di aggressività, irascibilità, ma poi anche frasi, piccole frasi buttate qua e là, come dire vorrei non essere mai nata o nato. Qua bisogna un po' drizzare le antenne, ecco. Non riguarda solo persone che soffrono di depressione, può essere, questo sì, il suicidio è sicuramente associato a disturbi dell'umore come la depressione e anche a un aumento dell'abuso di sostanze, alcol, droghe. Però veramente purtroppo a volte può essere anche un agito di impulso, e quindi anche non farsi troppi sensi di colpa per i familiari che non sempre riescono a cogliere i segnali. Alcune persone proprio si chiudono e lo nascondono. Quello che possiamo fare è metterci a disposizione dell'altro e di un dialogo vero e non giudicante, accogliere l'altra persona, offrire più occasioni, più opportunità di parlare, e non buttarci anche subito nel dare consigli all'altro, ma offrirgli veramente uno spazio dove può sfogarsi, e anche toccando il tema del suicidio, perché tutti hanno paura magari a nominarlo, anche a chiedere le fatidiche domande tipo hai mai pensato di toglierti la vita, di suicidarti? È una domanda difficile, però può essere molto importante per capire la sofferenza dell'altro, dargli modo di sfogarsi e poi rivolgersi ai servizi del territorio che in base alla situazione
E diciamo che se la persona scopriamo che risponde sì, che ha intenzione di suicidarsi, è il caso di rivolgersi al medico di famiglia, allo psicologo, consultorio e così via. Se invece dice oltre a questo che ha già pensato a come farlo, è importante andare il prima possibile, insomma, a fare un consulto psichiatrico, e se ha già fatto dei piani effettivi su quando, come e così via, è il caso di andare anche a chiamare il 112, accompagnare la persona in ospedale, in ambulanza, o anche di persona, insomma. Dottoressa, ma non è che ci sia un troppo abuso e uso di psicofarmaci, di farmaci in generale? Ecco, io sto seguendo delle persone e guardi, le dico la verità, quando ho sentito cosa prendono tutto il giorno, cioè queste si svegliano dal mattino fino alla sera con farmaci e sono intontite completamente tutto il giorno. Ma è veramente una terapia, una cura il farmaco? Bisognerebbe stare anche un po' più attenti, perché mi sembra che ci sia un uso eccessivo di queste sostanze, nessuno ne parla, ma si vedono, si sentono, non so cosa dire, cosa fare, ordino il non tutti naturalmente, però molti. Ecco, il problema è risolvere con il farmaco o col psicofarmaco. Cosa ne pensa, dottoressa? Allora, se posso, molto sinceramente, prima di studiare, insomma, e approcciarmi un po' a questa materia, anch'io ero un po' scettica verso i farmaci, gli psicofarmaci, e poi ho capito che a volte sono un salvavita ed estremamente necessari in certe situazioni. E, diciamo che poi dipende anche chi li prescrive. Ci sono sicuramente situazioni in cui sono prescritti in maniera assolutamente idonea, adeguata, e situazioni in cui anche più che da psichiatri e psichiatre, da medici di base, vengono prescritti un po' alla leggera, senza magari consigliare anche un approfondimento psicologico della persona. Crea dipendenza casi... il farmaco, sì. Questi farmaci, dottoressa, creano dipendenza? Dipende. Diciamo che ci sono molti nuovi farmaci che non creano dipendenza, o comunque l'importante è seguire bene le prescrizioni. Anche non sono farmaci che, come un'aspirina o la tachipirina, si possono prendere un giorno e abbandonare il giorno dopo, vanno smessi magari gradualmente alcuni tipi di farmaci. Però ecco, non mi sbilancerei oltre, nel senso che io non sono una psichiatra e quindi anche no, ma ha detto conoscenze... chiaramente perché il passaggio è quello, prima il vostro e poi si va dal psichiatra, dalla psichiatra. Questo è il percorso che fanno almeno le persone che conosco io, e guardi che ne conosco tante. Il problema è che ogni volta che cambiano psichiatra butta via tutto quello che ha dato il primo e ricominciano un'altra cura con altre cose, ma il problema io vedo che non si risolve, dottoressa, mi dispiace. Io sono convinta che ci vorrebbero più ascolto, più dei luoghi di incontro per queste persone, ecco, e meno queste pastiglie, queste visite che poi costano anche tanto alla fine del mese. Veramente sono dei grossi problemi. Allora andiamo a vedere anche il video che ha mandato l'avvocato Caliandro e parliamo di Rotary. Andiamo a vedere.
Allora, avvocato Caliando, spieghiamo il perché di questo video e cosa rappresenta, cosa ha rappresentato e cosa intendete fare, che risultati avete ottenuto. Prego, avvocato. Il Rotary, diciamo, si occupa di numerose attività. Tra le 5 vie di azione c'è l'azione giovani e c'è l'azione internazionale. Abbiamo unito questi due tipi di azione nel progetto che si chiama RILA, Rotary Youth Leadership Awards, che è un progetto internazionale e che noi gestiamo a livello di distretto Rotary 2060, quindi Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Uno degli scopi del Rotary è la promozione della pace, ad esempio, quindi promuoviamo borse per la pace, corsi sulla comprensione internazionale, sulle relazioni internazionali e in questo caso dedicati ai giovani. Il RILA, che è il corso che organizziamo qui nelle nostre regioni, quindi Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, è proprio un corso organizzato con il CESMAR, il Centro di Studi in Geopolitica e Strategia Marittima, che ha sede proprio in Veneto, e serve a formare ragazzi dai 18 ai 30 anni sulle relazioni internazionali, quindi a dare quei punti base per comprendere come funzionano le relazioni internazionali, la geopolitica, tutte quelle cose che riguardano i rapporti che in questo momento, come vede, sono molto critici tra stati, tra culture, tra filosofie che caratterizzano il nostro mondo. La comprensione internazionale è un punto fondamentale. Se si comprende si può, se ci si comprende reciprocamente, soprattutto si può avere pace e benessere. Questo almeno è la filosofia su cui cerchiamo di lavorare. I ragazzi che superano positivamente il corso e a seguito di un elaborato, si chiama Country Profile, è un'elaborazione di uno studio di un paese, quindi si va a analizzare il paese, l'economia, la geopolitica, le forze armate, la capacità diplomatica e quant'altro. Chi fa il migliore profilo può vincere il premio cosiddetto Algarotti, intestato a Francesco Algarotti, noto veneziano illuminista, una figura che sarebbe proprio da approfondire e a cui noi dedichiamo il premio, e può partecipare all'esercitazione della Marina Militare Mare Aperto, che si tiene 2 volte all'anno. Il Rotary International Distretto 2060, quindi il nostro distretto del nord-est, è l'unica associazione che in questo momento è autorizzata a mandare delle persone su nave Cavour in assistenza al comando della flotta per compiti ovviamente di consulenza, di pace, il ruolo si chiamano political advisor o legal advisor, quindi tutta quella parte di diritto internazionale umanitario, di supporto, di protezione civile, di assistenza alla popolazione, che comunque caratterizzano una tensione geopolitica o anche un conflitto. In più i ragazzi si occupano anche di comunicazione strategica, quindi imparano a combattere la propaganda, a capire come si comunica, che tipo di comunicazione dare e a comprendere meglio, almeno questo è il nostro fine, come funziona il mondo. Avvocato, ma chi sono questi giovani? Dove li avete conosciuti? Dove siete andati per captare il loro interesse, intrigarli anche con queste iniziative? Allora, guardi, lei come sa, perché mi conosce da diverso tempo, io sono un pro giovani da questo punto di vista. Esistono tantissimi giovani con competenze, bravura, capacità, tali anche da cogliere quelle occasioni che ci sono in questo momento disponibili nel mondo. I giovani si informano, noi abbiamo un sito internet, abbiamo dei social network a cui comunichiamo, però a questo corso, che è per 30 persone all'anno tra i 18 e i 30 anni, si accede attraverso una piccola selezione. La prima selezione è quella che fanno i club Rotary del territorio, quindi se un ragazzo vuole partecipare a questo corso, che è gratuito, mi raccomando, molto importante, è totalmente gratuito perché è un service che noi facciamo educativo, e loro accedono, si presentano al club più vicino, chiedono di poter partecipare, se il club propone la domanda con il curricula e una side letter, si chiama una lettera di presentazione, e la commissione si raduna, prende le domande, ridige un punteggio, i primi 30 possono accedere al corso. Però vengono da tutte le estrazioni, abbiamo avuto ragazzi che studiano ingegneria, filosofia, scienze politiche, cioè
il fatto di sapere qualcosa di geopolitica e di relazioni internazionali è un fatto culturale, non è un fatto specialistico. Cioè è importante per la crescita civile del cittadino del futuro sapere che non siamo più qui in provincia di Treviso e fuori c'è il Veneto, no, c'è il Veneto, c'è l'Italia, ci sono l'Europa, i contesti internazionali e soprattutto imparare a capire come funzionano i meccanismi al di là di quella che magari può essere la visione che viene proposta nei mezzi di comunicazione e basta, cioè bisogna cominciare a farsi un'idea, a studiare, a capire la complessità di questi meccanismi. Sentiamo cosa ne pensa la dottoressa Bertoncini, visto che questo progetto ha coinvolto anche il Trentino Alto Adige, come abbiamo sentito, l'importanza di avvicinare a un mondo che magari molti veramente avrebbero piacere di conoscere, di visitare, di essere intrigati, ma c'era il problema dei soldi, invece questo corso è completamente gratuito. Come dice l'avvocato Cagliandro, io ci credo, i giovani si informano, i giovani sanno dove informarsi, come fare. Ecco, è quello che dovete capire, non è che siano così sprovveduti come qualcuno pensa, sono dei bravissimi ragazzi invece, il problema è che vi fanno vedere sempre gli esempi negativi, invece io oggi voglio portare con l'avvocato Cagliandro questi esempi positivi di questi ragazzi che si avvicinano grazie anche a queste iniziative molto importanti. Stiamo parlando di geopolitica, avete sentito di cose che in futuro li riguarderanno, non c'è niente da fare. Prego dottoressa Bertoncini. Assolutamente, credo che i ragazzi abbiano una grandissima, e le ragazze, grandissima potenzialità. È fantastico che ci siano progetti come questo che offrano queste opportunità uniche e di crescita sicuramente non solo professionale anche, ma umana e anche di scoprire il mondo e il proprio sé. È caduta? È caduta la dottoressa, allora andiamo in pubblicità. Sarego, nasce il primo parco giochi inclusivo del paese. Viene intitolato a Luigia Muraro, fondatrice del Centro Studi Emigrazione Brasiliano che si occupa della ricerca e della divulgazione delle radici dell'emigrazione veneta in Brasile. Luigia Muraro è il simbolo dell'emigrazione femminile italiana veneta che è migrata in Brasile, quindi si va a suggellare un rapporto d'amicizia che sta nascendo fra i due paesi. Presenti il prefetto, il questore e il vice premier Antonio Tajani, che ha ricordato l'importanza del turismo delle radici rivolto agli italiani all'estero che desiderano riscoprire le proprie radici familiari. Ma quella che viene celebrata è una vera e propria festa in nome dell'inclusività. Parco inclusivo è quel parco che viene realizzato con strutture e terreno idoneo all'utilizzo anche dei bambini portatori di disabilità. Purtroppo i bambini che presentano disabilità sono in numero sempre più maggiore e attenzione dell'amministrazione deve essere quella di porre tutti i sistemi, tutte quelle strutture, tutte quelle attività che possano includere e non escludere chi ha un problema rispetto a un altro. Ecco, forse imparando la geopolitica impari anche a includere, impari a vedere un mondo diverso, un mondo che ha dei confini ma solo mentali, un mondo dove se tu vai ti apre molto la mente, ti fa vedere cose che ti fanno riflettere. Avvocato Cagliandro, cosa ne pensa e com'è la situazione? Perché la geopolitica è importante, guardate cosa sta succedendo, questi ragazzi devono essere preparati, devono sapere, devono girare il mondo, ma poi anche tornare, io dico, non rimanere da un'altra parte, soprattutto farli tornare perché li avevamo preparati bene, il problema è che non c'è il dopo per questi ragazzi. Prego, avvocato. Ma è esattamente questo, cioè si lavora per far sì che i nostri giovani poi ritornino qui, non vadano via, trovino la possibilità di rimanere in Italia e di portare la loro esperienza internazionale qui. Comunque al di là di questo, geopolitica ormai è tutto, la relazione internazionale è tutto. Noi immaginiamo quello che è successo nel 2019, lo ricordo sempre.
nella letteratura c'è quello che viene chiamato il butterfly effect, l'effetto farfalla, no? Un battito d'ali in Cina può scatenare una tempesta negli Stati Uniti, ed è quello che è successo con il Covid. In un sperduto paese della Cina qualcuno compra un animale di qualche tipo infetto da un virus e la pandemia diventa mondiale. Ormai i confini sono il mondo. Le relazioni internazionali diventano importanti, quindi capire cosa succede nel mondo diventa fondamentale, e capirlo sotto anche un'analisi che deve essere attenta, non può essere quella del commentatore mi permetto da bar, perché la complessità di quello che c'è dietro è talmente tanta che nel nostro corso lo insegniamo attraverso proprio esperti, attraverso diplomatici, ufficiali di marina con compiti di diplomazia, con docenti anche di una certa importanza, e con lavori di gruppo, con la messa in pratica di questo. Ad esempio abbiamo un laboratorio di conciliazione, cioè insegniamo le persone a come parlare, a come interporsi per facilitare l'ottenimento di come si può dire, conversazioni positive. Quindi se io sto facendo un accordo, sto trattando con te, ti insegno come ti devi rivolgere al tuo interlocutore in base alla cultura, in base a quel risultato che vuoi raggiungere, ai fini anche appunto dello sviluppo delle caratteristiche diplomatiche. Cito anche un punto, se mi permette Mirella: i ragazzi che vincono il premio Algarotti vanno per 3 settimane a bordo di nave Cavour, come avete visto prima nel video, che è la nave del comando di flotta della Marina. Ma guardi che non è facile stare 3 settimane senza preparazione, senza fare quello di mestiere a bordo di una nave della Marina Militare. Vuol dire imparare ad adattarsi, dormire poco, in fase di esercitazione impegnarsi nel dare il meglio delle proprie risorse mentali, perché loro fanno quello, quindi non sono dei militari, sono dei civili consulenti, quindi si esercitano in attività che prevedono la messa, che i loro talenti trovino sviluppo, quindi in condizioni anche difficili, e quando rientrano io sento sempre che hanno vissuto un'esperienza fantastica, e questo mi rende estremamente lieto di poter continuare a organizzare un corso di questo tipo. Dottoressa Bertoncini, quello che dice l'avvocato Cagliandro è molto importante, fa capire che non è vero che questi ragazzi non hanno voglia di far niente, non vogliono far fatica, non vogliono regole. Il problema è che qualcuno gliele deve mettere. Ecco, non possiamo pretendere che siano sempre loro che si avvicinano, dobbiamo anche noi andare a prendere quelle realtà magari molto difficili, che sembrano che vivino fuori del mondo e magari hanno una creatività e una sensibilità che nessuno immagina, ma si fa fatica, perché io penso che si parla molto di inclusione, ma però che si agisce con l'esclusione. Ecco, io sento questo, dottoressa, prego. Sì, e credo veramente che i ragazzi e le ragazze possano offrire tantissimo, e dobbiamo avere fiducia in loro e come diceva prima, veramente dargli anche delle speranze, non solo per quando fanno queste esperienze meravigliose come quella offerta da Rotary, ma anche per quando ritornano, cioè dargli anche prospettive per un futuro qua da noi anche in Italia. Credo anche questo sia molto importante, come accennava prima l'avvocato. Sì, loro possono stupirci, servono delle regole, sì, cosa che non arrivano più molto spesso, perché si vuole fare anche un po' questa genitorialità da amici e amiche. Sicuramente è bello volersi avvicinare ai figli e alle figlie, nel senso di creare una relazione e essere in dialogo con loro, però poi sicuramente durante l'età dello sviluppo servono anche dei confini, appunto delle regole per orientarsi, che poi serviranno anche nella società per stare bene, insomma. Andiamo a vedere anche questa ragazza, andiamo purtroppo a Padova, suicida a Montagnana.
Si svolgerà oggi l'autopsia sul corpo della studentessa di 16 anni morta mercoledì precipitando da una finestra dell'istituto superiore che frequentava a Montagnana. La procura di Rovigo ha aperto un'indagine contro ignoti per accertare la dinamica e le cause del decesso della ragazza iscritta al 3° anno dell'istituto Jacopo da Montagnana, che si è lanciata nel vuoto dalle scale di emergenza. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e tutto lascia pensare che si sia trattato di un gesto volontario. Da tempo infatti la ragazza era seguita perché stava vivendo un periodo di profonda difficoltà psicologica. La 16enne aveva chiesto di andare in bagno ai professori e poi non era più rientrata in classe, si era gettata dalla finestra del primo piano. Il suicidio della 16enne ha sconvolto i compagni di classe, tutti gli studenti dell'istituto, nonché i docenti che hanno ritrovato il corpo insieme ai bidelli. Il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, lancia un messaggio ai giovani e agli adulti che li affiancano nella crescita per riflettere su questa tragedia. Ho come la sensazione che non abbiamo dei grandi ideali, delle grandi mete da raggiungere e conseguentemente si rischia di restare insoddisfatti e incerti sul proprio impegno. E in altre occasioni come se gli obiettivi che noi proponiamo ai giovani, noi come mondo di adulti, fossero troppo bassi per loro e restassero insoddisfatti, ci restasse tutta una dimensione non soltanto di insoddisfazione ma anche di non senso per il loro impegno, per le loro attività, per la fatica che devono fare per diventare adulti. Ecco, forse dobbiamo avere più fiducia nei giovani e quindi chiedere di più ai giovani. Dottoressa Bertoncini, si può parlare di certi suicidi pianificati? Non ci si suicida all'ultimo momento? Poi giustamente, come dice lei, bisogna vedere caso per caso, ma questa ragazza i segnali li aveva dati e come che li aveva dati? Forse c'è poco accompagnamento, ecco il discorso che si faceva prima, più ascolto, più luoghi di ritrovo dove tu puoi parlare con queste persone che gli addetti ai lavori sanno che sono molto fragili, sono delicati, hanno bisogno di accompagnamento. E perché ha scelto la scuola? È una scelta, è una cosa pianificata secondo lei, dottoressa, oppure all'ultimo momento è volata giù e via? Prego. È molto difficile parlare di questo, poi non mi piace molto parlare delle modalità anche con cui avvengono i suicidi, perché è importante parlare di suicidio appunto per togliere il tabù e lo stigma, però parlare delle modalità non è d'aiuto a nessuno, soprattutto per chi è in crisi magari ci ascolta. E per quanto riguarda l'impulsività o la pianificazione, diciamo che è difficile da dire. Gli adolescenti e le adolescenti di per sé hanno sono in una fase di vita dove le emozioni vengono vissute molto intensamente, sia quelle piacevoli che spiacevoli, quindi anche il dolore, la sofferenza, le ansie. E quindi diciamo che di per sé, anche per come è fatto il cervello di un adolescente, può esserci anche un certo grado di impulsività. È difficile da dire. Poi c'è chi purtroppo anche lo pianifica il suicidio. Sulla scelta del luogo, difficile a dirsi anche là, dipende se c'è stato un impulso, se ci sono state anche condizioni magari spiacevoli anche a scuola. È molto molto difficile esprimersi su questo. Perciò lei sta dicendo, dottoressa, parliamone, però attenzione perché è un argomento tanto delicato. Ma allora come facciamo a parlarne, dottoressa? Perché uno che non è preparato parla e racconta e vive i momenti che ha vissuto, di quello che vede, di quello che legge, di quello che sente, ma così avviene su tutti parlano, tutti sanno e noi che ascoltiamo andiamo fuori di testa, è quello il problema. Invece, come dice lei, bisognerebbe sentire e far parlare le persone competenti che si occupano di quella cosa di cui si parla, che sono preparate. Io do la parola, però poi a casa come sente ascoltano, perché le posso assicurare che sono in tantissimi che ascoltano, perché hanno imparato ad ascoltare, perché sentire è una cosa ed ascoltare è un'altra cosa. Vuol dire che veramente l'attenzione è rivolta a quello che tu dici e bisogna stare attenti a quello che dici. Io molte volte dico attenzione, siete davanti alle telecamere, dovete stare attenti, dovete capire bene il significato della frase che ha detto. Avvocato Cagliandro, però anche là per quanto riguarda la giurisprudenza ne sentiamo
facciamo una al giorno anche là, chi ha torto, chi ha ragione. Ecco, lei è avvocato, io volevo farle anche questa domanda, ma un colpo sei colpevole e da un colpo sei innocente, poi ritorni colpevole, ma se hai tanti soldi alla fine ce la fai anche a uscire dal carcere, specialmente con la prescrizione. Cioè questo tira e molla anche della giustizia. Ma cos'è la giustizia, avvocato? Ma c'è la giustizia? Questa scritta la giustizia è uguale per tutti o sarebbe da scrivere la giustizia c'è se hai tanti soldi e bisogna vedere col punto di domanda? Perché a quello che assistiamo veramente, per carità, i giudici applicheranno anche le leggi, ma le leggi sono state fatte in Parlamento, allora chi è che ha sbagliato? Perché tutti passano il cerino e poi paga il solito pantalone che non ha la possibilità di difendersi, perché così funziona purtroppo. Questa è la mia riflessione, avvocato, prego. Guardi, distinguerei tra giustizia e legge, che sono due cose, ahimè, concettualmente diverse. Purtroppo, o per fortuna, siamo anche in una società evoluta dove ci sono dei meccanismi, i casi ci sono chiaramente e tutto è perfettibile. Sicuramente l'unica giustizia probabilmente che funziona sempre è quella divina e di sicuro non quella umana. Dopodiché ci sono dei meccanismi, la società è complessa, si fanno queste riflessioni credo dai tempi di Locke, del giuspositivismo, quindi siamo nel 1700 quando Beccaria scriveva dei delitti e delle pene, no? Quindi siamo almeno 200-300 anni, ma io direi anche prima che facciamo riflessioni sul concetto di giustizia, di equità, del meccanismo migliore per giudicare in maniera più opportuna e di scontare la pena qualora si venga condannati, pena che tra l'altro deve essere tendente alla rieducazione, quindi uscire di carcere. Bisogna stare attenti a utilizzare, mi permetto, poi non voglio offendere nessuno, a utilizzare questo termine perché chiaramente uscire dal carcere potrebbe anche essere positivo se serve alla rieducazione come la nostra Costituzione, articolo 27, comma 1 e 2 prevede. Allora lì, però diciamo poi che questo in pratica avvenga, non è sempre detto, bisogna però lavorare perché la società migliori. Sicuramente siamo migliorati rispetto al Medioevo, alle barbarie, siamo migliorati rispetto al 600, siamo migliorati anche rispetto ai primi del Novecento. Quindi pian piano io auspico che ci sarà una giustizia migliore, spero che ci siano delle democrazie che funzionino meglio, perché ci saranno dei cittadini informati, capaci, che la faranno funzionare meglio. Questo è l'auspicio che posso fare, dopodiché e quindi anche le leggi saranno migliori, fatte meglio e più vicine. Però ripeto, siamo ormai nel campo della filosofia del diritto e non ne nascondo che è un territorio molto 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 più veloce. Grazie. Come ci saluta, avvocato Caliandro, con quale messaggio? Guardi, io prima sentivo di quella vicenda e sono molto colpito perché faccio proprio fatica, ovviamente io a concepire che si possa arrivare ed è un problema. Io dico, lancio un piccolo messaggio a tutti i giovani: opportunità ce ne possono essere, è vero che è difficile che il futuro dal punto di vista della preparazione e della necessità di vivere è estremamente più complesso, il mondo è più selettivo e quant'altro, però si può vivere bene lo stesso, si possono trovare le proprie vie, bisogna fermarsi, non arrendersi e cercarle, e attraverso tutti gli strumenti che ci sono, anche attraverso la solidarietà, il volontariato, la voglia di mettersi in gioco per gli altri del tutto gratuitamente o anche nelle proprie aspettative personali, cercando di coltivare quelli che sono i propri interessi e la voglia di crescere e di guardare il mondo sotto un profilo diverso. Vi ringrazio per l'ospitata. Grazie a lei, avvocato Marco Caliandro, coordinatore Rotary Treviso, di essere stato con noi. Sentiamo con quale messaggio invece ci saluta la dottoressa Corinne Bertoncini, psicologa e psicoterapeuta. Allora, un po' per riassumere anche alcune cose dette dall'avvocato e anche dal vescovo, io spero tanto che possiamo trasmettere ai giovani dei valori o l'importanza della ricerca dei propri valori da inseguire nella vita. Questo ci può essere veramente di supporto anche nei momenti difficili. Oltre che seguire degli obiettivi e stare troppo sulle prestazioni.
E infine volevo ricordare che in Veneto nei momenti di grossa difficoltà ci sono anche dei servizi appositi, come il numero verde 833 43 43, che è un servizio di ascolto psicologico di prevenzione dei suicidi, offerto dalla Regione Veneto in collaborazione con la cooperativa sociale Mano Amica e con l'azienda Zero. E inoltre esiste anche un'associazione chiamata Soproxy Onlus, che si occupa proprio del sostegno invece di familiari e amici di persone che si sono tolte la vita, che come diceva lei prima è molto importante fare rete e anche in modo informale, non solo andare dai professionisti ma esserci tra persone, insomma creare gruppo e veramente creare relazioni umane. Sa, dottoressa, che lei mi ha detto di questa associazione Mano Amica che io non conosco, non l'ho mai sentita. Pensa a quante cose noi sappiamo e siamo nel vento. Io poi, che invito tutte le associazioni, abbiamo dovuto, dottoressa, tanto per chiudere, per farle capire, creare il villaggio delle associazioni. Ecco, prego la regia di mandare in onda la locandina, perché sono più di 120 associazioni che si sono iscritte. In questo fine settimana saranno 4 giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dove queste associazioni si riuniranno per conoscersi, per farsi conoscere, per capire chi fa cosa, perché al momento siamo nel buio più totale. Capisce che io non devo far parte del cerchio magico per essere inserita in determinati tavoli di discussione. Lei mi parla dell'azienda Zero di Mano Amica e io non l'ho mai sentita, ma come me chissà quante persone. Capisce l'importanza invece di capire, di fare rete, di conoscere. È inutile che creiamo sempre nuove realtà se poi alla fine non ci conosciamo. Meglio che restiamo quelli che siamo e che allarghiamo di più l'orizzonte, perché sennò non ne andiamo fuori. Grazie dottoressa Bertoncini anche per questa idea che mi ha dato. Chiamerò questa Mano Amica a vedere chi è, cosa fanno, quando sono nati e perché. Grazie, grazie, buona giornata avvocato. Pubblicità. Dove sei? Non lo sai che ho bisogno di te ancora fuori da qui. Provo freddo e non mi sento sicura. Se non ci sei, mi sento sempre come se mancasse qualcosa. Perdermi poi nei dettagli della vita mi mette un po' paura. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Ehi, dove sei? Non lo sai che ho bisogno di te ancora, ma oramai la mia strada prende forma, devo andare da sola. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Ma che bello, avete sentito? Che bella musica, che belle parole, che belle ragazze, non manca niente. Ne parleremo con Paola Manzan, professoressa Paola Manzan,
di questa scuola importante, una scuola alternativa, una scuola diversa, una scuola dove veramente cerca di far diventare protagonisti i ragazzi, questo mi sembra. Allora saluto anche, che vedo, la dottoressa Daniela Capitanucci, presidente Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze. Grazie dottoressa, le è piaciuta la canzone? Bellissima, molto molto ricca. Grazie dottoressa, penso se lo meriti la nostra Paola Manzan, perché veramente ce la sta mettendo tutta con questi ragazzi. Allora, perché questa canzone, quando è stata fatta, chi l'ha scritta, chi l'ha composta? Prego. Allora, questa canzone è stata uscita un mese fa, proprio con la fine della scuola. La musica è stata creata insieme al nostro insegnante di musica dai ragazzi delle medie, in particolare della terza media. Quelli più difficili? Esattamente, bravissima, quelli più difficili, proprio perché allora volevamo creare questa canzone, infatti se avete un po' ascoltato il testo l'ho scritto io, dedicato proprio a loro, perché la terza media dopo l'esame insomma prevede un cambiamento e qualcuno uscirà dalla nostra struttura, perché noi facciamo anche il percorso delle superiori, però non abbiamo tutti gli indirizzi, quindi non possiamo coprire le esigenze di tutti, e quindi è stata proprio dedicata a loro che devono affrontare il futuro, e devo dire che insomma, chi uscirà era anche un po' preoccupato, un po' impaurito di ciò che lo aspetta fuori, e quindi è una canzone di incoraggiamento, perché insomma la vita per crescere prevede dei cambiamenti, prevede degli stacchi, però poi quando raggiungi un obiettivo e sai di averlo raggiunto tu, penso che quello che ti dà forza questa cosa, per cui è stata creata, è scritta per questo. Senti Paola, quanto è importante capire chi hai di fronte, le loro aspettative, i loro problemi. Io ho questo insegnante che ringrazio sempre di averlo avuto ospite, che dice: tutte le mattine noi è come salissimo sul Monte Bianco, noi vediamo tutto. Vediamo chi è il difficile, chi ha problemi, chi è quello attento. E bisogna capire se tu vuoi scendere dal Monte Bianco e incontrare le difficoltà, quelli che hanno questi problemi. Sei d'accordo con questo professore, soprattutto quando ha aggiunto: mi dispiace per i miei colleghi, però non tutti hanno questa passione e di fare questo. Cosa ne pensi? Che non tutti scendono purtroppo, no? Allora, a parte la salita, mi piace questa metafora, perché la salita non ha detto del Montello, ha detto del Monte Bianco, quindi c'è la difficoltà di portarsi a una certa altezza per poter vedere tutto, e poi però c'è anche, se vuoi, possiamo dire anche umiltà di scendere, perché star là sopra è facile, vedere e basta è facile, ma poi il lavoro grosso è scendere e andare incontro a chi ha bisogno, ed è fondamentale, perché è quello che dobbiamo fare noi insegnanti, è quello lo scopo nostro, non c'è altro. Però sì, è vero che non tutti hanno capito. Anche bisogna vedere con chi fai questa salita, se la fai da solo, se ti arrampichi o se sei aiutato, come la fai la salita. È là il grande problema che abbiamo nella scuola. Chi è che fa scuola? Chi sono i docenti? Cosa fanno? Dottoressa Capitanucci, cosa ne pensa lei della salita? Perché per arrivare al gioco d'azzardo ed impossessarsi, che lui si impossessa di te, devi fare una salita molto importante, e poi quando arrivi sei finito, proprio è un problema. Cosa ne pensa anche di quello che ha detto la professoressa Manzan? Prego, dottoressa Capitanucci. Sì, io penso che lo scenario è cambiato tanto negli ultimi 20 anni, per cui chi si trova in un ruolo educativo come gli insegnanti spesso, senza averne consapevolezza, possono incontrare per esempio i figli di famiglie dove c'è un problema di gioco d'azzardo, problema che può essere noto, ma anche potrebbe essere sommerso, per cui questi ragazzini si trovano in una fase di sviluppo
sviluppo evolutivo molto delicata, a vivere in famiglie che non riescono, perché hanno altri problemi appunto legati al gioco d'azzardo, a essere supportivi, a comprendere e rispondere positivamente ai loro bisogni evolutivi. Spesso è tutto sotto traccia, per cui quello che l'insegnante vede è magari un cambiamento, un disagio generalizzato, delle difficoltà di comportamento, piuttosto che anche a volte mancanza di opportunità, quindi non poter acquistare, non so, dei libri, piuttosto che il buono mensa, piuttosto che andare alla gita scolastica, senza che questo venga collegato a un problema di azzardo in famiglia. E purtroppo è sempre più frequente, perché ricordiamoci che in Italia noi abbiamo circa 3 milioni di persone che vivono questo disagio, per cui queste persone hanno probabilmente dei familiari e hanno anche dei figli, spesso minorenni, inseriti in un circuito scolastico, ad esempio, che potrebbe essere un ottimo sensore di difficoltà e di emersione del problema, quindi davvero in salita per questi ragazzi. Dottoressa Capitanucci, io quello che ho sentito, mi sembra 2 mesi fa, parlando appunto, siccome io sono molto in giro, quando incontri tante persone poi senti di tutto, io ho sentito molti ragazzi che giocano online con loro papà. Una cosa allucinante. E poi, sì, non solo, ma poi questo genitore, dottoressa, non solo, ma li porta al bar amico, e magari, visto che ci siamo, ci facciamo una partitina, anche se il ragazzo non potrebbe giocare perché è minore. Capisce che noi diamo la colpa sempre a questi ragazzi? Invece c'è qualcuno che li induce. Ecco, il nemico c'è già dietro l'angolo, ci manca solo che il nemico diventa il genitore. Non tutti, per carità, non voglio fare di tutta un'erba un fascio, ma comincia a preoccuparmi questo gioco online in casa, specialmente iniziato proprio con questo lockdown. Ecco, là è iniziato il grande dramma, o sbaglio? Cosa ne pensa, dottoressa Capitanucci? Sì, lei ha toccato proprio un nervo scoperto, che è, a volte si pensa, no, che i ragazzi che giocano lo facciano con i coetanei, che abbiano cominciato a giocare in quel contesto lì. In realtà non è sempre così. La ricerca dice che molto spesso sono le famiglie legittimanti comportamenti di gioco d'azzardo, e quindi, come dice lei, dove si gioca in famiglia, non necessariamente a dei livelli patologici, che il comportamento viene normalizzato e viene appreso anche da chi non potrebbe giocare. La questione dell'azzardo online è verissima, perché come dire, è molto difficile effettivamente capire chi è che sta giocando online. L'identità online è sempre come dire, facilmente aggirabile, ed è vero che dopo il lockdown abbiamo assistito a una sorta di ribaltamento e quindi le persone giocano altrettanto, forse di più, online che non nei luoghi dove sono visibili. Ecco, la questione dell'online è preoccupante perché, essendo fatta in privacy, rende anche più difficile intercettare le situazioni prima che diventino preoccupanti o catastrofiche. Però ecco, sottolineo questa faccenda: la normalizzazione dei comportamenti di gioco d'azzardo sociali, quindi non patologici, ha aperto la via ovviamente a pensare che questi siano dei comportamenti non propriamente a rischio, che siano socialmente accettabili, siano una forma di divertimento normale, e che quindi, come dire, dai 18 anni in avanti si possano fare senza pericoli. Non è così. Ecco, quindi non solo sicuramente il divieto prima dei 18 anni dovrebbe essere chiaro a tutti esercenti, ma anche genitori, ma anche dopo i 18 anni questi comportamenti sono comportamenti a rischio, e
non possono essere, come dire, ridotti a un gioco, perché il gioco d'azzardo non è esattamente come tutti gli altri giochi. Però, e qua chiedo alla professoressa Paola Manzan, c'è un grande problema, che noi diamo a questi bambini piccoli, già a 4 anni, questo cellulare dove il bambino inizia a schiacciare, a vedere immagini molto colorate. Se voi vedete, sono talmente furbi questi che hanno inventato ste robe, guardate che è una roba allucinante, pericolosissima, io dico. Questo bambino inizia già da piccolissimo a prendere in considerazione che forse più di guardare la mamma e di chiedere perché, una volta si chiede sempre perché, con queste mamme, non tutte, ma molte che si sta e basta con sti perché, senza capire che sta crescendo, ha bisogno di conoscere, di capire il sì, il no, di essere intrigato, il gioco lo diverte di più, non parla più, non chiede più niente, però schiaccia, inizia a schiacciare, vedere immagini, colori. A scuola ne parlate? Voi sapete la problematica che c'è anche con i minori da gioco d'azzardo? Tu hai una scuola rivoluzionaria. Ecco, senti che c'è anche questa esigenza di parlare anche con questi ragazzi di questo problema, che è un problema che sta diventando molto importante. Abbiamo sentito i numeri, ma non si diventa all'ultimo momento, si inizia un po' alla volta. Sì, Come commenti le parole della dottoressa che abbiamo sentito, Capitanucci? Allora, sicuramente i numeri sono importanti, non mi aspettavo, sono sincera, numeri così elevati. So benissimo che è un problema che riguarda e che parte dai giovani, dai bambini anche. Sono d'accordo con te, Mirella. Noi non dico che ne parliamo tutti i giorni, ma forse sì, a partire già dalla primaria e poi soprattutto con quelli delle medie e delle superiori abbiamo fatto lezioni, abbiamo invitato ospiti ed esperti a parlare proprio della problematica collegata all'utilizzo eccessivo e in età precoce del cellulare, che come hai detto te è diventato un'arma, dovrebbe essere uno strumento, ma è diventato un'arma purtroppo, per chi lo utilizza, un'arma a proprio sfavore in realtà, e parliamo anche sì di queste dipendenze, perché poi abbiamo fatto delle lezioni sulle dipendenze che sono di vario tipo, perché quando si pensa alla dipendenza andiamo sempre a parare, a puntare alle sostanze stupefacenti, ma queste dipendenze sono molto subliminari e prendono tutti, ed è così facile diventare dipendenti di un gioco che gli stessi genitori non se ne rendono conto, come ha detto la dottoressa, e purtroppo favoriscono loro stessi, no? Tanto sta bon, tanto non parla, tanto io giochiamo devo fare, assieme? Ci facciamo una partitina? E io li vedo, e anche là, ripeto, è un lavoro che va e non è facile, perché partiamo e torniamo sempre là. Se non c'è la famiglia alle spalle che dà una mano alla scuola, all'insegnante, se non lavoriamo assieme non si va da nessuna nessuna parte. Saluto anche il dottor Bruno Barbieri, psicologo, psicoterapeuta. Parleremo di demenza senile, andiamo a Brescia adesso. Buongiorno dottor Barbieri, adesso abbiamo parlato di giovani, di gioco d'azzardo, di scuola, di studenti, ma sa dottore, io voglio parlare con lei invece di demenza senile. Sa che io ho un banco solidale, lo dico sempre perché è là che vedi, come la scuola, io non ho la scuola, ho il banco solidale dove arrivano tutti, e specialmente i diversamente giovani, quando hanno raggiunto un grado di sofferenza talmente alto psicologico, sa cosa dicono, dottor Barbieri? Chissà che mi venga demenza senile, così ho finito tutto e non mi ricordo più niente. Capisci a che punto siamo arrivati? E qua abbiniamo questa parola alla solitudine, a non essere ascoltati, a non aver nessuno che ti ascolta, che ti intriga. Pensi, dottor Barbieri, che tanti mesi fa ho avuto una donna di 90 anni che è arrivata qua con la corriera, e io non l'aspettavo, non sapevo neanche chi era, è venuta qui a Sveglia Veneti per dirmi: io voglio essere intrigata ancora, io sono curiosa, i miei figli vengono a mangiare qualcosa, dopo 10 minuti scappano, non dicono una parola, io non ne posso più perché io sono ancora curiosa. Cosa dice, dottor Barbieri? Dico che è una donna fortunata per un certo punto di vista, nel senso che
una donna che a quell'età ancora una persona, perché uomini e donne siamo uguali da questo punto di vista, una persona che ha ancora queste curiosità, questa voglia di vivere e di vivere in società è assolutamente, non dico eccezionale, però insomma ha molti lati positivi della questione. La questione rispetto alla demenza è che sicuramente questa signora non è una persona demente e ha ancora tutte le sue capacità e facoltà. Cos'è la demenza senile e come prevenirla, dottor Barbieri? Per prevenirla è piuttosto difficile, nel senso che demenza senile è un ampio baule nel quale ci sono vari tipi di demenza, ce ne sono di molte difficoltà, nel senso che ognuna di queste demenze ha delle caratteristiche proprie. Quella più famosa è la demenza di Alzheimer, che è stata diagnosticata nel 1908 da uno psichiatra svizzero di nome Alzheimer, appunto, che era stata diagnosticata come una demenza precoce, cioè una demenza che si può presentare anche attorno ai 40-50 anni d'età. Adesso tutti parlano di demenza di Alzheimer, ma in realtà le demenze sono diverse, insomma, ci sono molte diversità tra una demenza e l'altra e comunque arriva attorno a un'età appunto che una volta era la senilità, cioè attorno ai 70 anni, età che io ho e che vivo con molta gioia, e presenta delle caratteristiche che sono quelle appunto del dimenticarsi di cose a breve termine. Cioè, noi abbiamo conservato nella demenza la capacità di ricordarsi le cose antiche della nostra gioventù, della nostra infanzia, e non riusciamo a ricordarci dove abbiamo messo le chiavi di casa e cosa abbiamo mangiato 2 ore prima o cosa dovremmo fare domani. Memoria a breve termine che sparisce in molti casi. Guardi, la ringrazio soprattutto per aver spiegato la parola Alzheimer. Io le posso assicurare che con tutti gli ospiti che ho avuto è la prima volta che uno dice chiaramente, come lei, dottor Barbieri, che Alzheimer è il cognome della persona che l'ha scoperto. Ecco, io la ringrazio perché non l'aveva detto nessuno. Ecco, io non so se Paola lo sapeva, io sì, ecco, però veramente la ringrazio perché già a far capire anche bene le parole, l'uso della parola e la parola in sé. Dottoressa Capitanucci, ma questa problematica che sta veramente, Paola Manzan ha rabbrividito quando lei ha dato il numero di queste persone che soffrono gioco d'azzardo, ma soprattutto la prevenzione, perché mi sembra che a parole, come dico sempre, si dica per carità, una cosa bruttissima, però si agisca diversamente. Tanto è vero che basta vedere anche dove sono questi giochi, ecco, chi li sponsorizza, dove arrivano i soldi, perché a qualcuno arrivano i soldi, vero dottoressa Capitanucci, ma non lo dicono mai queste cose qua. Invece noi sappiamo benissimo che sono delle entrate molto importanti, dove vanno a finire non si sa, ma dove arrivano sì. Perché c'è così paura a livello anche politico di parlare di un tema così delicato, dove veramente l'incasso è molto alto, il business è una parola molto importante? Dottoressa? Sì, qua si tratta di chiarire degli obiettivi sul piano politico, nel senso che va fatta una scelta, che è una scelta politica, se deve prevalere la tutela della salute delle persone e della collettività oppure gli interessi economici. Siamo in una di quelle situazioni dove portare dall'altra parte del fiume capre e cavoli non è realistico. Allora, quando in Italia, come nel 2024, risultano giocati 60 miliardi di euro, risultano persi
21 miliardi di euro e risultano andare allo Stato 11 miliardi di euro, ecco che bisogna dire ma fino a che punto vogliamo arrivare. No, dottoressa Capitanucci, la prego, ridica le cifre per conto. No, le ridica, dottoressa. Le ridico. Anno 2024, quindi quello appena passato, abbiamo avuto circa 60 miliardi di euro giocati, 21 miliardi di euro persi e 11 miliardi circa di euro che sono andate nelle casse dello Stato. Allora, sempre con una inarrestabile crescita, le dico solo che nel 2005 questi miliardi di euro giocati erano 25, per cui stiamo parlando di una crescita esponenziale che sembra inarrestabile. Rispetto all'anno precedente c'è stato un 6% in più. Allora la mia domanda è, ma andando così sempre ogni anno a crescere, fin dove vogliamo arrivare? Perché, come dire, quegli 11 miliardi di euro che lo Stato incassa servono a coprire tutte le spese di tutti i danni che vengono, come dire, cagionati di chi in realtà ha speso i 21 miliardi di euro e li ha persi? Perché non è un consumo, come dire, tranquillo dove non succedono delle cose. Questi soldi vengono persi più dal giocatore costante e non da quello occasionale, cioè sicuramente non è la persona che compra il biglietto della Lotteria Italia che concorre poi così tanto ai 60 miliardi di giocato, sono di più quelle famiglie che non si possono permettere queste spese. Guardi, ci sono delle linee guida internazionali che dicono che per considerare un gioco d'azzardo sicuro o quantomeno a basso rischio non si debba giocare più dell'1% del proprio reddito familiare, non si debba giocare a più di 2 giochi d'azzardo e non si debba giocare più di 4 volte al mese. Allora, io penso che se si giocasse entro queste linee guida, i soldi giocati e i soldi persi sarebbero molti di meno. Dottoressa, guardi, sono senza parole perché non è la prima volta che io ospito e ho l'onore di ospitare la dottoressa Capitanucci. Il problema è che la dottoressa è molto chiara e le linee guida le ha dette anche lei. Per vedere dove vuole andare a parare la politica, ha ragione dottoressa, è là il grande, è inutile diciamo ma la politica, no, è tutta una questione politica, è la stanza dei bottoni, è là che si decide cosa fare, cosa non fare, dove impiegare questi soldi e bastano questi soldi a coprire il danno veramente che stanno facendo. Allora andiamo a vedere che è meglio forse, ma capiamo anche molte cose, questa salute mentale, andiamo a vedere questo servizio per capire cosa si può fare. Salute mentale. Cure malati demenza. Demenza, un problema da affrontare senza darlo più, come un qualcosa di fronte a cui arrendersi a priori. Ne è colpito l'8% della popolazione degli ultra 65enni, il 20% degli ultra 80enni, quasi il 50% degli ultra 90enni e le donne ne sono colpite più degli uomini. C'è un problema chiaramente quantitativo, ricordiamo che nel Bellunese sono 3.000 le persone stimate che hanno questo tipo di problematica intesa in senso lato, e poi di qualità perché il carico assistenziale che queste persone comportano attorno a sé è importante. In Veneto ne soffrono 65.000 persone, come detto 3.000 in provincia di Belluno, con oltre 1.300 visite effettuate per questo ogni anno. Per loro e per le loro famiglie, dai CDCD, Centri per i disturbi cognitivi e demenza, sono stati pensati percorsi di aiuto e di supporto che si articolano con i centri di sollievo per i pazienti e con i gruppi di ascolto per i loro familiari. Bisogna essere attivi, i familiari devono essere al centro con il paziente e se una persona è consapevole della diagnosi può anche accettare meglio le cure e le terapie, aderire meglio a quelli che sono
sono poi i progetti, lo stesso la famiglia, quindi non più da vivere passivamente ma attivamente anche partecipando a quelli che sono poi i progetti che abbiamo visto oggi. Quanto è importante accorgersene in tempo utile? E la diagnosi tempestiva è fondamentale perché si approcciano meglio e prima i bisogni della famiglia e della persona, per cui è fondamentale arrivare presto a fare una diagnosi, quindi importantissimo. Dottor Barbieri, io non so a Brescia, però qui nel nostro territorio abbiamo delle liste d'attesa lunghissime e non abbiamo le strutture a sufficienza per ospitare queste persone. È vero che ci sono questi caffè Alzheimer, questi gruppi di ascolto, ma non basta. Ci sono famiglie che non riescono più a gestire queste persone, ma non c'è neanche la possibilità di metterle in queste strutture perché non le abbiamo. E cosa ne pensa delle case di comunità? Prego, dottor Barbieri. Le case di comunità sono una buona soluzione, ma non sono la soluzione definitiva. Il malato di demenza è una persona che fino agli ultimi stadi della malattia ha comunque una propria coscienza di sé e del mondo che la circonda. Quindi, secondo me, se non appunto nelle fasi finali della malattia, perché è una malattia che generalmente è un percorso che va dai 10 ai 15 anni, se non negli ultimi anni di malattia sarebbe opportuno che il malato rimanesse nel proprio ambiente. Solo che per rimanere nel proprio ambiente avrebbe bisogno la famiglia di un grossissimo supporto da parte degli specialisti, ma anche del personale che aiuta il familiare a essere da supporto al malato in maniera da poter tenere la persona in un ambiente che lui comunque in un qualche modo riesce a riconoscere, e questo dà un minimo di sicurezza alla persona. E qua cade il pero, dottor Barbieri. Chi è che può fare questo? Posso permettermi di avere una persona che accompagna questa fragilità che ho in casa? Chi è che può aiutarmi? Qua io nella carta vedo scritto tante cose, dottor Barbieri, ma poi nella realtà quando tocchi con mano non c'è mica nessuno, Certo, diciamo che abbiamo un po' perso il senso di famiglia. Un tempo la persona anziana era comunque custodita e molto tempo fa l'anziano era colui a quale tutti i membri della famiglia si rivolgevano per un consiglio, per un supporto. Adesso purtroppo con la famiglia che ha perso molti membri, no? Ormai le famiglie adesso si sono ridotte a pochissime persone, il supporto che un tempo noi chiedevamo agli anziani e che adesso dovremmo noi dare alle persone ammalate viene un po' a cadere. È qui che dovrebbero intervenire le strutture pubbliche, le strutture sanitarie in particolare, ma anche i comuni per esempio. A Brescia il supporto alla famiglia ha iniziato ad esserci ancora 30 anni fa. 30 anni fa si andava a casa delle persone ammalate, curandole dal punto di vista fisico, ma anche curando l'ambiente familiare. Nel tempo queste competenze sono passate alle strutture sanitarie e si è perso un po' di, tra virgolette, umanità in questi tipi di un po' tanta di cui io non solo un po' tanta, purtroppo io è quello che vedo e non c'è niente da fare. Io ho tanti nonni che mi dicono, anche i miei nipoti vengono a trovarmi, si mettono nel divano, giocano col cellulare, ma con me non parlano, non mi dicono niente. Io avrei anche piacere e quando chiedo qualcosa dico basta nonna, sono stanco, basta, lasciami stare.
Allora, professoressa Manzà, a scuola ne parlate di questi temi, di questa violenza, di questo nemico che hanno i ragazzi dietro l'angolo quando escono soprattutto da scuola, questa famiglia che se non c'è la scuola arriva fin là, ma dopo adesso si avvicina luglio-agosto, dove vanno questi ragazzi, quelli che non possono permettersi la casa al mare, in montagna, al lago, che non hanno soldi, che ce ne sono tanti, ve lo posso assicurare, però c'è il nemico dietro l'angolo, ti do una bustina e hai subito quello che decideri, basta che la dai a qualcuno, poi alla volta si inizia e poi si cade nel tunnel. Ne parlate a scuola, cosa dicono i ragazzi? Noi ne parliamo, come ti ho spesso detto Mirella, noi abbiamo una situazione, se vuoi da un certo punto di vista, protetta, nel senso che essendo in pochi, avendo il contatto diretto quotidiano con le famiglie, questo ci permette di monitorare i ragazzi veramente da quando arrivano a quando vanno a letto la sera, perché ormai il livello è diventato questo, e ho visto che abbiamo avuto anche noi dei casi di ragazzi con delle difficoltà, però siamo riusciti a venirne fuori proprio per questo, perché come appunto ho ribadito anche tu, la collaborazione, cioè la famiglia e la scuola dall'altra parte, gli enti in generale, parliamo di società che poi è un concetto ampio, no? Che vuol dire tutto e niente, però se siamo tutti assieme possiamo fare qualcosa, possiamo venirne fuori e il ragazzo non si sente da solo. Torniamo al discorso della solitudine, questi anziani si arriva ad avere Alzheimer e quanti casi ce ne saranno? Secondo me ce ne saranno sempre di più, perché siamo, non mi includo, ma in generale siamo sempre più soli. Questi cellulari portano alla solitudine, perché io sto là, passo il tempo là, no? Ho chiuso il dialogo con gli altri, tanto scrivo, sono dietro uno schermo, nessuno mi vede, quindi non ho più neanche la difficoltà dell'approccio con l'altro, quella visiva, quella fisica. Mi siedo lì, ma mi chiudo. Anzi, mi faccio l'amico con l'intelligenza artificiale. Stava arrivando dalla Cina anche questo, ma attenzione. Ci sono già persone che stanno chattando con l'intelligenza artificiale pensando che siano effettivamente anche umani. I compiti li fanno con l'intelligenza artificiale. Ho avuto una professoressa che ha detto non do più compiti a casa, arrivavano tutti fatti con l'intelligenza artificiale. Ecco qua. Abbiamo Luigi da Padova, vai Luigi. Buongiorno anche all'ospite. Buongiorno. Allora, io ho un nipote, con mio nipote parlo e parlo anche molto. Certo, anche lui ha il telefonino, fa parte di tutti quei giovani, mi sentite? Sì, bene Luigi. Fa parte di tutti quei giovani, perché il telefonino, diciamo la verità, ha veicolato la maleducazione, non c'è niente da fare. Perché lei va su un autobus, trova ragazzi che sono intenti a guardare il telefonino, non si accorgono se c'è una persona anziana, se c'è una persona che sta male o se c'è una donna incinta, e fanno i loro affari guardando e smanettando sul telefonino, disinteressandosi del mondo che c'è attorno. Abbiamo accettato questa tecnologia, bisogna trovare, visto che abbiamo tanti tromboni che hanno studiato e compagnia bella, questi tromboni, che sono gli stessi del Covid e compagnia bella, che prima hanno stabilito che i medici erano degli eroi e poi li hanno lasciati a casa perché quei medici non ci stavano a fare fare le porcherie che dall'alto venivano calate verso la popolazione intera. Io sto leggendo un libro, guardi, che mi fa accapponare la pelle, ed è scritto da uno scrittore progressista, dove parla del Covid, SARS-CoV-1 ancora nel lontano 2000, poi siamo arrivati al SARS-CoV-2 e con tutti i disastri che sono stati fatti, e quindi capisce che oggi anche io ho un nipote che mi dice che lui è ateo, no? Perché sei ateo? Dice perché io credo nella scienza. E io ho detto, ma dopo quello che è successo col Covid cosa credi? Nella scienza? Io non la chiamo più scienza, la chiamo scemenza, perché effettivamente hanno fatto dei disastri che metà sarebbero già stati sufficienti, hanno voluto fare il doppio di quella metà, e quindi siamo in Balia dei Leoni. Basta guardare le epigrafi ogni giorno e lei vede i morti che ci sono, giovani tra l'altro, però non ce la raccontano giusto ancora, perché sono morti di polmonite,
sono morti di miocarditi, sono morti di un sacco di cose, però il motivo per cui abbiamo queste cose non ce lo spiegano. È come il clima, non ci spiegano perché c'è l'anticiclone africano mentre una volta c'era l'anticiclone delle Azzorre. Io me lo ricordo, tutta l'estate si passava con l'anticiclone delle Azzorre. Oggi abbiamo l'anticiclone africano stabile che arriva fin su in Danimarca, Svezia, Norvegia, hanno temperature estive come qua e ci dicono che la colpa è del clima, la colpa è nostra. No, ci devono spiegare perché c'è questa roba qui, ci devono spiegare perché i ragazzi sono soli, ci devono spiegare tutte queste cose. Non ce le spiegano, dicono la colpa è delle famiglie, la colpa è delle scuole, e no. Grazie Luigi, abbiamo sentito le riflessioni di Luigi, io spero che arrivi invece un ciclone che ci protegga, non un anticiclone, ma un ciclone che ci protegga veramente da tutto quello che sta succedendo, soprattutto mettere in sicurezza queste popolazioni che anche in questo momento stanno morendo, bambini, anziani, diversamente giovani, senza sapere il perché, ma solo per un grande business, questa è la verità. Allora, dottoressa Capitanucci, un'altra cosa importante è come anche all'interno delle scuole iniziare a parlare da piccoli di questo gioco, iniziare a parlare di gioco da piccoli per non arrivare al gioco d'azzardo. Secondo lei si fa abbastanza? Oppure io devo essere fortunato ad avere quell'insegnante, quella scuola e se no pazienza, perché la scuola è un ruolo molto importante, fondamentale. Abbiamo visto i ragazzi con la pandemia dove li trovavamo fuori dalla scuola, che avrebbe mai immaginato, seduti sui marciapiedi perché era il luogo di incontro, di socializzare. Prego dottoressa. Riprendo il concetto che è stato trattato prima dalla vostra ospite in studio. Qui o si procede tutti assieme oppure temo che non si vada da nessuna parte. Mi spiego perché, cioè se noi siamo allineati tutti verso gli stessi obiettivi, cioè andiamo nella stessa direzione, riusciamo a produrre un risultato apprezzabile, ma non c'è un'agenzia che possa prendere il posto di altre. Mi spiego meglio: se l'individuo, la famiglia, la scuola, la comunità locale, nazionale, le istituzioni e la politica hanno tutti lo stesso obiettivo, le stesse direzioni, raggiungiamo dei risultati, ma se uno va da una parte con dei messaggi che vanno in una direzione e altri vanno dall'altra parte, è un po' come il tiro alla fune. Come minimo le persone, anche i ragazzi, risultano confusi in una dissonanza cognitiva che in qualche modo poi spetta loro ricomporre. Faccio un esempio pratico. Se io affronto il tema del giocare d'azzardo con dei minori, anche in un ambito scolastico, evidentemente sarà diverso se come dire, questo destinatario della mia comunicazione vivrà in una famiglia allineata con il messaggio che io sto dando di rischio, di pericolo, piuttosto che se vive in una famiglia dove invece il gioco d'azzardo è quotidianità. Cioè, paradossalmente, che cosa può portare a casa un ragazzino che vive in una famiglia, per esempio, dove si gioca normalmente, dove la nonna compra il gratta e vince, il papà fa le scommesse sportive alla luce del sole, senza necessariamente essere patologico? Cioè, questo ragazzo, se ha un come dire, messaggio a scuola, lo recepirà in un modo diverso che non un ragazzo dove invece nella famiglia non si pratica gioco d'azzardo. Quindi davvero io torno al concetto di tutti insieme e verso gli stessi obiettivi. Oggi non siamo assolutamente in questa linea di tendenza. Sembra che il comportamento di azzardo debba essere sviluppato indipendentemente dal contesto, in base a una propria responsabilità personale. Io sono assolutamente in disaccordo su questo, perché l'occasione fa l'uomo ladro, e se tu mi metti a vivere in una pasticceria, prima o poi io sono tentato di comprare
preparare una torta, di mangiarmela e non sempre con moderazione. Tra l'altro sul gioco d'azzardo ci sono dei sistemi insiti nel tipo di gioco che favoriscono la ripetizione del gioco stesso e quindi la compulsività, che non dipendono dall'individuo che gioca ma da come è strutturato il gioco. Grazie dottoressa Capitanucci. Dottor Barbieri, ma quanto importante invece è un altro gioco, far giocare questi diversamente giovani, ecco, farli divertire, lasciare che siano creativi con la musica, con l'arte, con la pittura, con quello che vogliono, ma il gioco è fondamentale perché c'è gioco e gioco, c'è quello che fa male ma c'è anche un gioco che sta bene, giocare in compagnia, divertirsi in compagnia. Quanto previene la demenza senile? Oppure è una cosa ereditaria che ce l'hai nel DNA e la fai fatica a combatterla? Prego, dottor Barbieri. Le demenze generalmente non sono ereditarietà. Meno male. Fortunatamente, no, c'è una piccola percentuale, un 2% circa di malattie che sono iscritte, diciamo, nel nostro genoma, però insomma, è una parte minima. Il gioco ludico, divertente, socializzante è assolutamente una buonissima cosa che può prevenire non tanto la malattia quanto lo stato d'animo della persona, perché il malato di demenza è un malato che piano piano nel tempo inizia a comprendere di avere qualcosa che non va nel suo cervello e questo fa pensare alla persona di, prima che gli altri si accorgano del fatto che io ho questa patologia, mi chiudo in me stesso, mi chiudo in casa, comincio a ridurre le relazioni perché in questa maniera, isolandomi, gli altri non si accorgono di questa mia malattia perché purtroppo c'è anche questa idea che il demente deve essere una persona che, tra virgolette, deve vergognarsi del proprio stato, ma non è assolutamente così. Infatti, cioè, i centri diurni, i centri di aggregazione per le persone anziane sono fondamentali nella vita di queste persone, proprio perché portano fuori dalla propria abitazione, dal proprio nucleo ristretto delle persone in maniera da poterle comunque far socializzare. Questo è fondamentale. Abbiamo Sandra da Padova, vai sì. Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io sono d'accordo con il dottor Barbieri perché bisogna socializzare, però questo è il mio pensiero. Io credo che dipenda anche dal carattere della persona, perché io faccio un esempio mio, io, mia sorella, che abbiamo 1 anno e 9 mesi di differenza, non è che abbiamo tanto, lei è asociale, lei pulisce la casa, va a farsi la spesa, arriva a casa, si siede, guarda la televisione, mangia, è tutto programmato. Io sono l'opposto, io esco, ho ancora il letto da fare, dico no, adesso mi faccio la doccia, vado a farmi un po' di spesa, vado al bar dove conosco un sacco di gente da una vita, chiacchiero con la commessa giovane, col signore che ha 90 anni, che ce n'è uno che ha una memoria eccezionale che mi piace tanto, che non è laureato, però è bravissimo e fa parte del mio carattere. Questo era anche mio papà, anche mia mamma, tutto sommato, però mia sorella è un caso a parte. Io tante volte, quando era qua, perché è stata ospite a casa mia per un periodo, perché aveva venduto la casa, e uscivamo. Lei delle volte, per continuare a guardare la telenovela, Forum e tutte ste robe che fanno, le guardo anch'io, sono a casa, magari le ascolto, vado di qua e di là perché le faccende sono parecchie, e io quando era alle 11, 10, mezzogiorno, anche a mezzogiorno non ho mai nessuno che viene a casa a mangiare, dicevo dai che andiamo.
ci fermiamo al bar, prendiamo un panino, un tramezzino, un bicchiere di prosecco, Mirella, se è freddo, e stiamo lì e poi torniamo a casa e ci rilassiamo un attimo. No, Mirella. Dipendenza della telenovela. Grazie Sandra, grazie, devo andare avanti perché devo far vedere anche un servizio, andiamo a vedere anche queste locandine e qua chiedo anche a professoressa Paola Manzan l'importanza di questi 4 giorni con la festa delle associazioni, andiamo a vedere le locandine, parteciperà anche questa scuola con Paola Manzan, i ragazzi, gli insegnanti per far capire l'importanza di includere, di socializzare, di stare assieme, di capire chi siamo, quanto importante saranno secondo te queste giornate che stiamo cercando di fare, speriamo nel bel tempo, perché qua mi pare che stiano cicloni e devono fare disastri terribili. Infatti, prego Paola Manzan. C'è un po' nemico il tempo, ma sicuramente lo sai Mirella, io credo tantissimo alla collaborazione, al supporto, all'interazione tra di noi, tra le associazioni. Sono anni che cerco di fare quello che tu stai facendo e bene anche, quindi io ti ringrazio da parte nostra intanto e penso anche da parte di tutte le associazioni che parteciperanno, il poter conoscerci, il poter scambiare idee, ma supporto. Io volevo anche chiedere alla dottoressa Capitanucci, per esempio, che da quello che ho capito è un'associazione anche la sua, se sono previsti, se loro fanno per esempio degli interventi nelle scuole per portare, per spiegare ai ragazzi, perché a me personalmente interesserebbe molto che venissero a fare una giornata lì da noi, quindi poi questo magari se possiamo Sveglia Veneti, facciamo sempre questo scambio di numeri, di contatti perché sono fondamentali. Cosa ne pensa dottoressa Capitanucci? E soprattutto includere, fare questi villaggi inclusivi per far socializzare, per giocare, ma nella maniera giusta e nel modo giusto, con gli strumenti giusti che abbiamo a disposizione, perché non è che ci manchino altri strumenti, è che non li usiamo più perché usiamo qualcos'altro, soprattutto ecco questo il gioco online. Prego dottoressa Capitanucci. Allora, abbiamo fatto tanti interventi nelle scuole, ma c'è da porre un'attenzione. Non sempre quando si fanno le cose si raggiungono gli obiettivi che ci si era prefissati. A volte gli obiettivi sono nulli, a volte addirittura possono essere controproducenti. Per cui alla fine abbiamo scelto di, come dire, favorire la promozione di alcuni strumenti, in particolare 2 video, sui quali abbiamo potuto fare un monitoraggio di efficacia per vedere che non ci fossero appunto degli effetti collaterali spiacevoli. Quindi volentierissimo possiamo dare il link a questi video e poi la scuola può valutare in totale autonomia se e come utilizzarli, ovviamente gratuitamente senza nessun tipo di aggravio. Fare degli interventi più a pioggia, più generalizzati, siamo un po' più preoccupati perché, e lo dico proprio con umiltà, avevamo utilizzato anche degli altri video, ma facendo una verifica con dei pre-test, post-test, campioni di controllo e tutto quanto, finiva che gli studenti risultavano persino più confusi dopo taluni di questi interventi che non prima, per cui abbiamo proprio cancellato questi video dalla nostra programmazione e, ripeto, la questione della valutazione di efficacia dell'intervento preventivo ancora oggi è un tasto molto dolente perché non si fa. Il problema è che fare questa cosa ha dei costi, e torno al discorso del rapporto costi-benefici del gioco d'azzardo, che o lo Stato si accolla, ma in maniera seria, oppure come dire, rischia di insomma andare un po' per i campi sperando in bene. Per cui se poi Mirella vuole metterci in contatto, volentieri il link a questo video, anche 2 spiegazioni su come utilizzarlo, c'è un libretto, insomma questo si può fare assolutamente. Allora andiamo a vedere appunto anche, andiamo a Padova, questi incontri gioco d'azzardo, poi salutiamo gli ospiti.
I giocatori patologici già in cura sono 300, ma l'ULSS 6 Euganea ha calcolato che il numero superi, solo in provincia di Padova, le 8.000 persone, con una spesa pro capite annua di 960 euro nel 2023. Un dramma che coinvolge anche le famiglie e gli amici dei giocatori d'azzardo. Da qui l'iniziativa dell'ULSS 6 Euganea, che fino al 14 marzo proporrà incontri e confronti nell'ambito della terza edizione di Cambio Gioco. 1.300 gli iscritti, 700 dei quali studenti delle scuole superiori di Padova. Se il fenomeno è trasversale e riguarda tutte le età, l'ascesa negli ultimi anni del trading online tocca le giovani generazioni. Gioco d'azzardo che sta diventando anche un problema femminile. Il gioco d'azzardo non coinvolge solo la popolazione adulta, ma vi è un trend di aumento del gioco soprattutto online tra i più giovani, e un fatto interessante e altrettanto preoccupante è che anche le donne, quindi le ragazze, hanno cominciato a giocare online e investendo denaro, a differenza del passato, dove il trend vedeva più coinvolta la popolazione maschile. Gli incontri di Cambio Gioco sono ingresso libero e si terranno al Barco Teatro di Via Orto Botanico a Padova. Tra gli ospiti, mercoledì 12 marzo, lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia e il pedagogista Daniele Novara, e giovedì 13 marzo lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio. Allora, professoressa Manzan, quanto importanti sono questi incontri? Ecco, come commenta le parole della dottoressa Capitanucci, che mi farà molto piacere mettervi in contatto, l'importante di iniziare a parlare di un tema così delicato e anche molto pericoloso, direi. Mi sto rendendo conto, grazie anche a questa trasmissione, la possibilità di aver conosciuto la dottoressa, che è fondamentale, e come hai detto anche tu prima, Mirella, se ne parla poco, cioè non è mai oggetto di discussione, allora, partiamo anche dai testi scolastici, dove vengono affrontati miliardi di problematiche, perché l'agenda 2030 ci porta, per carità, ma questo problema, per esempio, non è mai toccato, non c'è una lettura nell'antologia che affronti, e invece è veramente è un tema scottante. Se vogliamo parlare di prevenzione dobbiamo fare questo. Assolutamente, quindi provvederemo sicuramente a parlarne di più dopo quello che ho sentito oggi, e grazie per poter mettermi in contatto con la dottoressa Capitanucci, che così potremo visionare questi video e farli vedere sicuramente ai nostri ragazzi. Con quale massaggio ci saluti, Paola Manzan? E che vi aspettiamo. Venerdì no, noi ci saremo soprattutto sabato e domenica, quindi pomeriggio, sera venite a trovarci, così potete conoscere anche quello che facciamo. In via Alzaia del Sile, perciò non dimenticate, venite in via Alzaia e ci troverete. Soprattutto potrete fare anche un gioco inclusivo, che non è gioco d'azzardo, ma un gioco che sarà molto molto piacevole. Grazie alla professoressa Paola Manzan. Sentiamo come ci saluta il dottor Barbieri, Bruno Barbieri, psicologo e psicoterapeuta, soprattutto che si occupa di demenza senile. Prego, dottor Barbieri, quale messaggio? Beh, a dire il vero, io mi occupo e mi sono occupato anche per molto tempo di gioco d'azzardo patologico, e cioè per 20 anni ho tenuto un gruppo terapeutico su questa tematica, e a dire il vero con poco successo, nel senso che è veramente molto difficile riuscire a incidere sulla personalità di queste persone. Per quanto riguarda le demenze, cioè la speranza è semplicemente quella che in futuro si riesca a trovare dal punto di vista farmacologico qualcosa che al momento non c'è. Grazie veramente, dottor Barbieri, mi ha fatto anche piacere sentire che si è occupato anche lei di un problema molto difficile, molto delicato. Bisogna pure iniziare a parlare anche di questi problemi, perché i numeri che ha detto la dottoressa Capitanucci fanno veramente rabbrividire. Più cresce la povertà e più cresce questo gioco d'azzardo, c'è qualcosa che non si capisce. Grazie veramente, dottor Barbieri. Dottoressa Capitanucci, come ci saluta? Allora, più poveri e più gioco. E vai, prego, dottoressa. Questo è il comportamento degli adulti che deve un po'
essere rivisto, perché il comportamento degli adulti, le scelte degli adulti fanno da modellamento per i ragazzi. Dunque va bene puntare sui ragazzi, ma forse dobbiamo rivedere anche come si comportano gli adulti e le scelte e le responsabilità che prendono. Sull'azzardo certamente. Grazie, veramente grazie alla dottoressa Capitanucci, Daniela Capitanucci, Presidente Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. E adesso ci spostiamo a Verona e salutiamo il professor Giuseppe Lippi, universitario ordinario, si occupa di malattie cardiovascolari, e saluto anche Cristina Cerani, coordinatrice Sportelli Diritto alle Cure. Grazie anche a lei, Cerani, di essere qui. Allora, professor Lippi, quello che volevo capire, se c'è qualcosa che non riusciamo a capire, che è il fattore rischio stress, un allenamento estremo. Io vedo delle situazioni veramente incredibili, specialmente di diversamente giovani, che all'improvviso si sentono ventenni e fanno delle cose incredibili, poi li vedi che sudano, dico oddio, sarà meglio che questo si fermi perché non so come andrà a finire. Ma si riesce a capire che non si deve arrivare proprio al limite dell'allenamento o della disciplina che fai, di questo stress che poi vivi, guai se non arrivo a... Cosa ci dice? Com'è la situazione dal suo punto di vista? E anche molte morti giovani. Cosa succede, dottor Lippi? Prego. Allora, intanto la ringrazio per l'invito, buongiorno a lei e a tutti i suoi telespettatori. Volevo partire con una premessa di ordine generale. Le malattie cardiovascolari oggi sono la prima causa di mortalità non solamente in Italia ma in tutto il mondo. Grosso modo si stima che ogni anno in Italia muoiono circa 220.000 persone solo per malattie cardiovascolari. Se pensate che la seconda causa sono i tumori con 175.000 morti, capite bene quali siano le dimensioni del problema di cui stiamo parlando. I fattori di rischio sono moltissimi, purtroppo, quindi controllarli tutti diventa un po' complicato. Noi in genere li distinguiamo tra i fattori di rischio che definiamo maggiori, cioè sono quelli che hanno un impatto più importante sullo sviluppo delle patologie cardiovascolari, e poi ci sono invece i fattori di rischio minori, o che chiamiamo anche condizionali, che vuol dire che hanno un effetto solo ed esclusivamente in soggetti in cui siano presenti dei fattori di rischio maggiori. Lo ricordo brevemente: i fattori di rischio maggiori sono il fumo di sigaretta, sono l'ipertensione arteriosa, sono aumentati i livelli del colesterolo, quello che noi chiamiamo il colesterolo cattivo, cioè l'LDL colesterolo, bassi livelli del colesterolo buono, cioè l'HDL colesterolo, diabete mellito e l'età che avanza progressivamente. Tra i fattori che definiamo condizionali c'è sicuramente uno di quelli che lei ha menzionato, cioè c'è sicuramente lo stress. Lo stress perché? Perché lo stress va in un certo modo a impattare su determinate abitudini di vita che poi si riflettono in maniera abbastanza direi negativa su tutti i fattori di rischio di cui ho parlato prima. Lei ha fatto l'esempio del discorso delle prestazioni atletiche, del voler eccellere in tutti i modi. Guardi, i latini dicevano una cosa molto saggia, cioè in medium stat virtus, che vuol dire ogni cosa si decida di fare nella vita, bisogna sempre cercarla di fare con moderazione. Quindi non va bene fare nulla, e noi abbiamo dei dati estremamente robusti che ci affermano che la sedentarietà sia un altro dei fattori di rischio che noi consideriamo condizionali, perché la sedentarietà ovviamente predispone all'obesità, predispone all'aumento del colesterolo, predispone all'aumento della pressione arteriosa. Di solito un sedentario tende anche ad essere più fumatore rispetto a un soggetto sportivo. D'altro canto è anche vero che però l'eccesso dell'attività fisica comporta ovviamente uno stress a livello organico e metabolico complessivo del nostro organismo che deve essere valutato con estrema accuratezza. Guardi, noi sono anni che ormai consideriamo lo sport come una medicina.
Lo sport è in grado di prevenire non solo le malattie cardiovascolari, ma è in grado di prevenire anche tutta una serie di tumori del colon retto, tumori della mammella, tumori dello stomaco. Ci sono tutta una serie di studi pubblicati nel corso degli anni che ci confermano che lo sport abbia un effetto sicuramente positivo su questo tipo di neoplasie, proteggono ovviamente o prevengono o allontanano il rischio dell'osteoporosi e di tutta un'altra serie di malattie croniche e disabilitanti che purtroppo oggi coinvolgono la popolazione, soprattutto la popolazione anziana. È evidente, come dicevo prima, che come tutte le medicine anche lo sport va somministrato con una terapia personalizzata, cioè va somministrato esattamente con una quantità e un'intensità, vuol dire un numero di volte che si pratica lo sport alla settimana e un'intensità con cui questo sport si pratica, che deve essere assolutamente calibrato sull'età della persona. In generale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che sarebbe meglio fare attività sportiva a media-bassa intensità almeno 3 volte alla settimana. Cosa vuol dire? Vuol dire fare una corsetta, naturalmente come dicevo prima è tutto calibrato in funzione dello stato di fitness del soggetto, però per un soggetto normale, diciamo prendiamo la media della popolazione, vuol dire almeno 3 volte alla settimana fare una corsetta di 5-10 km. È evidente che il soggetto sedentario che decide dalla mattina alla sera di fare una maratona, come diceva giustamente lei, soprattutto con le temperature che abbiamo avuto nei giorni scorsi, si espone sicuramente al rischio di qualche incidente cardiovascolare. Grazie professor Lippi, veramente grazie, perché veramente sono preoccupata, perché tra ciclisti e anche maratoneti io ne vedo un sacco in giro, e a volte mi guardo a dire mamma, ma nessuno gli dice niente a questo, ma incredibile, guardi professor Lippi, si sentono giovani, si sentono forti, dopo li troviamo come birilli magari e non va assolutamente bene, perciò cerchiamo di fare prevenzione. Andiamo a vedere invece questo servizio che mi ha molto amareggiato per far capire l'importanza di aiutare, di comprendere. Voi avete sentito anche la telefonata che mi è arrivata l'altro giorno, poi sono andata a verificare come spesso accade, la realtà è tutta un'altra cosa. Sapete che io verifico, ho dato a chi di dovere le informazioni, però capite bene che una cosa è sentire, una cosa è ascoltare e poi capire chi c'è dietro quella telefonata. Comunque il mio dovere l'ho fatto e ho avvisato chi di dovere. Quello che non sono riuscita, non sapevo di questa storia. Andiamo a sentire. L'afa e le temperature record di questo periodo alimentano l'emergenza caldo, una condizione che esaspera tante problematiche, in particolare quelle che riguardano le persone fragili che vivono in solitudine. Si chiamava Rodolfo Bertuolo, il vicentino di 57 anni, trovato morto nella sua auto, diventata di fatto la sua abitazione nel quartiere San Pio X. I sanitari del SUEM intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso per cause naturali, ma provocato dalle altissime temperature di questi giorni. Una condizione non isolata che accomuna altre persone, soprattutto uomini che in difficoltà economiche dopo una separazione si trovano di fatto in strada, come è accaduto a Graziano Dall'Aglio. Abbasso il sedile e mi metto lì, c'ho qualcosa lì, anche se per caso ho freddo tutto quanto, c'è una coperta che è una coperta che avrà 50 anni perché è una coperta di mio padre. I primi 3-4 giorni mi sono trovato all'improvviso così, non sapendo dove andare, sono rimasto in macchina. Poi cercando con aiuto anche da altri, mi hanno detto vai a vedere in certi posti di B&B e vedi come ti trovi, insomma, se ti danno una mano. Infatti questa persona qua che mi dà una mano adesso posso baciare i piedi perché mi sta aiutando tantissimo. Un'esperienza complessa e drammatica che alle tante preoccupazioni aggiunge la paura per le aggressioni in strada. Ci hanno provato. Io ero su un posto, si può dire parcheggio, per fortuna che mi sono messo davanti a una strada, qui Rampioni. Però c'erano 4 personaggi non italiani che hanno cercato di venire lì. Per fortuna che è passata una macchina, i vigilanti, tutto quanto, che ha puntato i fari e sono scappati. C'ho solo la pensione, vediamo come andrà a finire, andrò sotto un ponte e resterò lì.
perché se il comune dà più importanza a extracomunitari, africani e roba del genere, e non un italiano che ha fatto 40 anni di lavoro, pagando le tasse, pagando tutto e non fanno niente, cosa deve fare una persona? Io dico un grande ciao a Graziano, veramente ciao Graziano, a nome di tutti i veneti schiacciati dalla crisi. E Ceriani sono persone, io ho avuto anche una donna di 42 anni che ha tentato 2 volte il suicidio e ha detto: nella carta ho 9 persone che mi seguono, nella realtà non ho nessuno, sono mesi e mesi che nessuno si fa sentire, non ho da mangiare, non ho da vestire, non ho un soldo anche per fare delle visite che dovrei fare, e questo è il risultato. Ma cos'è il diritto alle cure? Allora, nella carta abbiamo tutto, Ceriani, poi nella realtà manca tutto. Per fortuna che ci sono questi banchi solidali, le parrocchie, gli aiuti, le associazioni come la vostra che magari cercano di indirizzare, ma c'è il vuoto totale. Ma veramente il vuoto. Ha sentito il servizio che le ho fatto vedere? Tutti sanno nel silenzio totale. Si ascolta, ma si tace, si sta zitti e si sta chiusi. Prego, Ceriani. Allora, grazie intanto per avermi invitata. Allora, io sono la referente dei vari sportelli che abbiamo, diritto alle cure, che abbiamo fatto partire in provincia di Verona, ma anche a livello di tutto il Veneto. Cosa sono questi sportelli diritto alle cure? Praticamente quando non si riesce ad avere un appuntamento tramite il CUP o agli sportelli dei vari distretti o ospedali, le persone possono venire da noi e noi facciamo delle istanze per far valere il diritto alle cure. Praticamente ci sono delle normative che impongono che i cittadini abbiano le visite entro i termini prescritti dalla ricetta, e anche delle normative per le visite di controllo, perché in realtà la prima visita te la fa il medico di medicina, l'impegnativa te la fa il medico di medicina generale. Poi invece i controlli dovrebbe essere il medico specialista che ti fa già la visita, il medico specialista che ti visita, che ti dà già in mano l'impegnativa con l'appuntamento per il controllo. Questo purtroppo non succede spesso, anzi succede raramente, e per cui le persone si rivolgono al CUP, al Centro Unico di Prenotazione, e spesso viene detto che non c'è posto. Quindi i cittadini vengono da noi demoralizzati, scoraggiati, non sanno più dove sbatte la testa, soprattutto gli anziani più fragili e chi non ha possibilità di andare a pagamento, perché spesso le persone vanno anche a pagamento, non stanno lì a diventare matte, non c'è posto, vanno al privato, c'è posto dopo 2 o 3 giorni. Spendi 120-150 euro, però tante persone non possono permettersi di pagare queste cifre e per cui vengono da noi. Noi facciamo questa istanza e devo dire insomma che abbiamo dei buoni risultati. Il primo, qua in provincia di Verona, il primo sportello è stato a Somma Campagna, e poi via sono nati come dei funghi, diciamo, questi sportelli aperti dai vari comitati a difesa degli ospedali, da infermieri per esempio, da gruppi di infermieri, da comuni anche, e siamo arrivati a circa 32 sportelli attualmente. L'ultimo è stato aperto la settimana scorsa in Borgo Milano, a Verona. Diciamo che ci sono circa 120 volontari che si occupano di questi sportelli, quindi c'è un bel giro di persone che stanno dando una mano a queste difficoltà. E l'anno scorso abbiamo fatto 1314 istanze e i primi 5 mesi di quest'anno 1177 istanze, per un totale di circa 2500 istanze. Mancano ancora quelle di maggio e giugno perché non abbiamo fatto i conteggi. Di queste il 78% sono risultate positive. Quindi insomma siamo abbastanza soddisfatti perché riusciamo ad avere queste visite che normalmente invece il cittadino non avrebbe. La ringrazio veramente Cristina Ceriani per esserci nel pezzo, per cercare di aiutare quelle fragilità che non riescono ad avere voce, ascolto, che non hanno la possibilità di andare oltre quel no o quel telefono, quel numero che cade. Veramente grazie anche per i numeri che ha dato. Professor Lippi, però quello che
che traspare anche dal servizio che abbiamo visto, dai baffi, sembra che questa persona almeno fumasse, talmente gialli i baffi, quello che ho notato. Ma soprattutto quello che mi preoccupa è questo caldo, queste fragilità che non possono difendersi, non hanno la possibilità di avere case veramente che si raffreddano, non hanno la possibilità di essere accompagnati in luoghi freschi, perché neppure li conosciamo, cioè quello è il grande problema, perché abbiamo il mondo del volontariato, ma se non sappiamo il nome e il cognome, dove sono e come facciamo ad aiutarli. E soprattutto un altro tema è l'obesità. L'obesità infantile, se ne parla pochissimo, eppure i pediatri mi dicono: Mirella, parla, perché guarda che è un tema veramente delicato e importante, perché poi il problema viene fatto dopo, quando diventano grandi, diventano ragazzi, adulti, e l'alcol, la droga. Ma cosa sta succedendo? Perché le fragilità non sanno, non sono abbastanza informate. Ecco, che ruolo dovrebbe avere anche la scuola, anche in queste malattie cardiovascolari che riguardano soprattutto anche i giovani che non si rendono conto della pericolosità? Mangiano male, bevono, fumano, non tutti naturalmente, ma noi dobbiamo andare a parare dove, perché già ne abbiamo pochi giovani, se perdiamo anche quelli siamo a posto. Prego, professor Lippi. Sì, è corretto, quello che ha detto è assolutamente corretto, perché vede, c'è un paradosso che è un paradosso tutto italiano, nel senso che se noi andiamo ad analizzare il decorso dei vari fattori di rischio nel corso degli ultimi 20 anni, è una ricerca scientifica che abbiamo pubblicato di recente, quasi tutti hanno avuto un trend negativo, nel senso che, tanto per darle un'idea, il fumo di sigaretta è calato quasi del 40-50% nel corso degli ultimi 20 anni, le ipercolesterolemie sono calate quasi del 70-80%, l'ipertensione è calata del 60-70%, quello che invece è aumentato del 50% è l'obesità, e come dice lei giustamente, purtroppo è un'obesità che riguarda tutte le fasce della popolazione. Ora, l'obesità purtroppo, come dicevo prima, è uno dei fattori di rischio che noi temiamo di più, perché appartiene a quella categoria di fattori di rischio che poi si portano associati, bene o male, tutti i fattori di rischio maggiori di dipendenti, chi di più e chi di meno. Intervenire subito sarebbe fondamentale, questo è assolutamente un paradigma dal quale noi non possiamo prescindere. Cosa vuol dire intervenire subito? Secondo me bisognerebbe già intervenire dalle scuole. Io credo che un po' di educazione sanitaria in ambito scolare, per quanto riguarda almeno le malattie più diffuse e gli atteggiamenti più, tra virgolette, che noi consideriamo più pericolosi per la salute, fin dalle scuole primarie, quindi l'educazione a non fumare, l'educazione ad una nutrizione che sia il più corretta possibile, e cominciare magari a fare tutti quegli screening che uno considera utili solamente in età avanzata, quando ormai il danno, tra virgolette, è già fatto, perché in un soggetto obeso il rischio di ammalare di malattie cardiovascolari, se il soggetto è obeso fin dall'età giovanile, aumenta del 40% indipendentemente da quello che poi lui farà nell'età adulta, cioè anche se poi dimagrirà nell'età adulta, però purtroppo si porterà dietro sempre questo rischio del 40% che gli durerà almeno per 10-20 anni. Quindi intervenire subito, fino dall'età scolare, a comunicare ai ragazzi quali sono gli atteggiamenti corretti e gli atteggiamenti scorretti, secondo me potrebbe essere una strategia assolutamente vincente. Poi sappiamo che i ragazzi, siamo stati tutti ragazzi, purtroppo recepiscono in maniera abbastanza eterogenea questi messaggi, c'è chi viene spaventato, c'è chi invece più di tanto non lo colpisce e continua a fare esattamente quello che faceva. Però credo che per noi medici e per chi lavora nelle scuole questo sia sicuramente un punto chiave da sviluppare in un prossimo futuro, almeno in tema di strategie preventive. Ecco, consideri che tutte le linee guida, sia quelle europee che quelle italiane che quelle mondiali, ci dicono che lo screening, ad esempio per il colesterolo, dovrebbe essere cominciato dopo i 40 anni. Si fanno qualche piccola eccezione dicendo nei soggetti che hanno un rischio aumentato, cioè che hanno qualche altro fattore di
rischio già identificato, come ad esempio l'obesità o come la familiarità, cioè dei soggetti che in famiglia abbiano già avuto delle malattie cardiovascolari, si può cominciare a 20 anni. Come dicevo prima, un soggetto obeso già a 10 anni sta facendo dei danni al suo organismo, quindi secondo me, ripeto, cominciare con un'educazione sanitaria nelle scuole e cominciare con uno screening mirato ad identificare i fattori di rischio che altrimenti non si potrebbero riconoscere, come ad esempio fare un banalissimo prelievo di sangue per misurarsi il colesterolo o misurarsi la pressione, ci consentirebbe di identificare già dei ragazzi che potrebbero essere trattati in maniera molto efficace, perché adesso abbiamo dei farmaci, rispetto a 20 anni fa abbiamo dei farmaci potentissimi. 20 anni fa, per trattare il colesterolo alto avevamo solamente le statine, oggi abbiamo dei farmaci molecolari che sono estremamente efficaci e possono abbattere il colesterolo fino all'80%, quindi significa di fatto abbattere il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari del 90% in un soggetto ipercolesterolemico. Come mai c'è poca prevenzione, professor Lippi? Perché non si può dire che non si sa, perché le informazioni bene o male arrivano, però c'è la paura, regna la paura sovrana dappertutto, poche donazioni, poca prevenzione. Invece è fondamentale la prevenzione per capire cosa c'è nel tuo organismo che non va bene o se va tutto bene. Perché c'è così paura? Forse ascoltiamo poco, oppure l'informazione dovrebbe partire, come io penso, dalle scuole, dove la scuola si inizia a fare attività sportiva dalla quinta elementare. Io la trovo una cosa assurda, veramente assurda. Dovrebbe iniziare già dall'asilo, iniziare con delle persone anche adatte, non che le maestre si inventino queste attività motorie che sono fondamentali. Però se pensa come se qualcuno non ascoltasse quello che si dice. Ad esempio, io penso che il nuoto dovrebbe essere obbligatorio nelle scuole al pomeriggio, ecco, durante l'attività pomeridiana, di fare anche questo sport. Perché si fa così poco, professore? Glielo dica lei. Speriamo che qualcuno ascolti. No, perché è veramente una cosa indecente. Poi i costi che hanno, tante famiglie a un banco alimentare, perciò non hanno un soldo in tasca neanche per prendere l'autobus. Pensate voi, sanno i soldi da mandare in palestra ai ragazzi o alla piscina. Prego, professor Lippi, deve cambiare anche un po' la scuola, il dopo scuola, cioè dobbiamo salvare questi giovani che da soli non ce la fanno a salvarsi con la prevenzione. Prego. Sì, guardi, è tutto un sistema che deve cambiare. Noi abbiamo un esempio che è estremamente efficace di come la prevenzione abbia ottenuto dei risultati eclatanti, che è quello che citavo prima del fumo di sigaretta. Ormai credo siano passati 10-15 anni, è cominciata una strategia studiata con il Ministero della Salute per cercare di ridurre tutte le condizioni che portano il soggetto a fumare. Quindi da un lato credo che sia esperienza comune almeno di tutti i fumatori o di chi ha qualche fumatore in famiglia, sono comparse le famose immagini di pazienti con malattie tumorali nei pacchetti di sigarette. Questo, entro certi limiti, un minimo di deterrenza ce l'ha avuto, ma secondo me l'intervento più efficace è stato quello di bandire il fumo da tutti i locali pubblici. Vede, io quando ero giovane, attorno agli anni 90, ho avuto la fortuna di passare 2 anni della mia vita a studiare negli Stati Uniti, e già negli anni 90, in una città che era particolarmente avanzata da questo punto di vista, che era Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, c'era il divieto assoluto di fumare in tutte le pertinenze pubbliche, comprese quelle all'aperto. Noi ci stiamo pian pianino arrivando, perché adesso in alcune città, ad esempio Milano recentemente ha introdotto anche questo divieto di fumare in zone di pertinenza pubblica, e con questo si è ovviamente ottenuto un effetto estremamente deterrente per quanto riguarda il fumo di sigaretta. Quindi molto probabilmente gli interventi che noi dobbiamo fare sono di 2 tipi: un intervento di natura educativa, cioè spiegare bene alle persone con il linguaggio corretto, perché ovviamente quando si parla soprattutto ai ragazzi bisogna utilizzare un linguaggio che è diverso rispetto al linguaggio che si utilizza per gli adulti, altrimenti si rischia di ottenere addirittura l'effetto rebound, cioè paradossalmente un effetto contrario a quello che si vuole ottenere. E poi secondo me è assolutamente necessario che le regioni, la Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della Salute impongano delle misure restrittive per quanto riguarda determinate altre condizioni. L'hanno fatto con il fumo, l'hanno fatto
per fare un esempio banale, con gli incidenti stradali obbligandoci a mettere le cinture di sicurezza o a mettere il caschetto quando andiamo in moto, lo si può fare anche per le malattie cardiovascolari, quindi si può ad esempio cominciare ad evitare che determinati prodotti di dubbia qualità arrivino sul mercato. Dopo purtroppo siamo tutti uomini e mi dispiace dirlo, ma spesso e volentieri le cose più buone sono anche quelle che tendenzialmente fanno più male, perché naturalmente sono più ricchi di grassi, i grassi e gli zuccheri sono quelli che danno maggior liberazione di endorfine, soddisfano maggiormente il nostro appetito cerebrale, quindi è più difficile cercare di ridurre l'apporto calorico per quanto riguarda questi cibi. Però secondo me educare i cittadini a seguire una dieta un po' più corretta rispetto a quella che si fa, sicuramente lo si potrebbe decidere. Grazie veramente, grazie al professor Giuseppe Lippi, docente universitario appunto che si occupa di malattie cardiovascolari a Verona. Grazie professore. Vediamo anche queste immagini, queste foto che ha portato Ceriani e sentiamo Ceriani, cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Quello che veramente fa fatica anche lei a farsi ascoltare, chi se dovrebbe intervenire. Allora vediamo le foto, ecco, commentiamo le foto e poi sentiamo i saluti dei Ceriani. Prego. Mi sente Ceriani? Sì, ma non vedo le foto. Beh, intanto ci dica cosa la preoccupa di più. Allora, praticamente abbiamo visto che ci sono alcune visite che non riescono a dare. Per esempio le visite per neuropsichiatria infantile. Ci sono questi ragazzini che vengono dal medico di base perché hanno magari problemi a scuola oppure anche a casa, e il medico di base, il pediatra in questo caso, prescrive la prima visita neuropsichiatrica infantile. Ecco, questi è molto difficile ottenere questa visita, perché poi lì, perché ci sono pochi neuropsichiatri infantili, perché ce ne sono tanti, la richiesta è tanta, e da lì poi dovrebbero partire i test per poter vedere se questi ragazzini hanno disturbi del neurosviluppo oppure anche i famosi DSA, disturbi o della DHD, oppure anche disturbi dell'apprendimento, insomma, no? E se non supportati adeguatamente e in tempi rapidi possono poi degenerare e rendere difficile anche la vita in futuro. Un'altra tipologia di visita che non riusciamo ad avere difficilmente è il discorso dell'approfondimento delle malattie senili, della demenza senile. Anche queste abbiamo molta difficoltà ad avere queste prescrizioni per fare questi test cognitivi. In questo caso per avere poi magari un'invalidità, un assegno di invalidità o cose di questo genere. Queste due sono le problematiche emergenti, insomma, quelle più ma più abbiamo note. una persona a Treviso, la Nadia, che ha detto: mio marito è stata diagnosticata la demenza senile, mi hanno dato l'invalidità, ma quello che non percepisco niente. Allora che invalidità è? Ecco, 100% di invalidità, 0 soldi. Lucia da Vicenza, poi continuiamo. Vai Lucia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi chiedo una gentilezza. Allora vorrei chiedere un'informazione molto importante per me. Allora, il professor Lippi. Veloce perché sono in chiusura, Lucia. Prego. Allora, io sono affetta da un colesterolemia alta e trigliceridi. Una cosa ereditata dalla mamma, l'ho trasmessa a tutti i miei figli, che sono anche in parte vegetariani. Sono stata malata di polimialgia, ho dovuto prendere per 2 anni questa Cortene e giustamente la statina non posso prenderla. Però adesso la sto prendendo. Vorrei chiedere al professore se sto tentando, insomma, di poterlo abbassare. Professor Lippi, vediamo se riusciamo a rispondere in velocità. Prego, professor Lippi.
Sì, allora intanto dipende ovviamente dall'entità dell'ipercolesterolemia, perché le statine hanno un ottimo effetto in un range di colesterolo che in genere va dai 130 ai 190 mg decilitro, parlo dell'LDL colesterolo. Oltre questo range le statine purtroppo non riescono ad abbassare ulteriormente il colesterolo, quindi bisognerebbe capire di che tipo di ipercolesterolemia stiamo parlando. Dopodiché, come dicevo, ci sono adesso dei nuovi farmaci molto avanzati che sono stati approvati proprio 2 anni fa dall'AIFA, dall'ente di certificazione dei farmaci italiano, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che consentono di abbassare il colesterolo, come dicevo, fino all'80-90%. Esiste una prescrizione AIFA per cui per i soggetti che non possono prendere le statine e che hanno comunque valori di colesterolo LDL ancora particolarmente elevati, questi farmaci possono essere prescritti e sono rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Grazie. Quindi, professor Lippi. Ceriani, chiudiamo, 2 minuti, prego. Allora, io voglio sottolineare questo fatto che il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare le prestazioni entro le priorità che le impegnative c'è scritte sulle impegnative, per cui i cittadini hanno il diritto di avere queste visite entro queste priorità ed è giusto che vengano anche informati su queste cose, quindi non andate subito a pagamento, ma magari rivolgetevi ai vari sportelli che sono stati aperti in tutte le province del Veneto. Ha un indirizzo da dare per chi la sente, Ceriani, un numero di telefono? Ci sono vari sportelli, bisogna rivolgersi, magari vanno online, eccetera, perché ogni provincia ha proprio come si dice, tanti sportelli, insomma, ci sono. Ecco, ripetiamo dove sono questi sportelli, ecco, dove siete presenti? Allora, siamo presenti in tutte le province. In tutte le province. Ai comitati delle varie province e abbiamo i vari sportelli. Noi qui a Verona abbiamo 32 circa, ma poi ce ne sono a Venezia, c'è a Treviso, c'è a Rovigo, c'è a Padova, c'è a Vicenza. E sul coordinamento Veneto, ecco, questo posso dire, sul COVESAP, coordinamento Veneto per la sanità pubblica, sono pubblicati tutti gli sportelli, quindi potete vedere gli indirizzi e le mail. Coordinamento Veneto per la sanità pubblica. Sì, però purtroppo i diversamente giovani non sono in grado di fare questo, cara Ceriani. Inutile che ce la giriamo e ce la giochiamo. Io dico quello che vedo e quello che sento. Dovremmo avere un po' più di ascolto vis-à-vis come una volta con queste persone, perché non andiamo da nessuna parte con questo modo di operare. I giovani sono molto all'avanguardia, i diversamente giovani non sono stati accompagnati a usare questi strumenti. E anche quando veramente chiedono qualcosa non sempre hanno l'ascolto che meritano, e questo è sconvolgente nel vero senso della parola. Perciò io ringrazio Cristina Ceriani, coordinatrice sportelli diritto alle cure, casomai chiamate Mirella e vi darò io i numeri. Grazie al professor Giuseppe Lippi di essere stato con noi, anche essere stato molto esaustivo sulle risposte che ha dato e sulle informazioni che abbiamo avuto, perché io dico tutte le mattine noi siamo a scuola, impariamo, dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo delle persone molto preparate, veramente, che vale la pena di ascoltare, che non costano niente. Perciò pensate voi, ecco, una quotidianità che avete tutti i giorni, che entrano nelle vostre case, questi veramente illuminati che abbiamo, e ne abbiamo veramente tanti. Forse la politica dovrebbe guardare anche da un'altra parte prima di decidere a chi dare la poltrona, e guardare magari un po' il curricula non farebbe male, ognuno al suo posto e l'Italia andrebbe molto bene. Grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Arrivederci, grazie. Grazie a lei. Oggi vorremmo preparare assieme a voi la torta pasqualina, sempre in occasione del periodo delle ricorrenze pasquali. È un tipico piatto della cucina ligure e si prepara con i seguenti ingredienti. Useremo della bieta che abbiamo già scottato per 6 minuti in acqua e sale, delle uova, della ricotta, del pecorino, del parmigiano reggiano e per l'impasto della farina, acqua e sale. Piatto semplice con un'esecuzione che sembra laboriosa ma in realtà non lo è.
Quindi iniziamo a preparare la nostra torta pasqualina andando a fare l'impasto di base. Prendiamo cioè la farina, ci aggiungiamo un pizzico di sale e poi ci metteremo circa, sulle dosi che vi abbiamo dato, 200-220 grammi di acqua e incominceremo a lavorare bene questo impasto fino a formare una pasta elastica e abbastanza soda. Dovremo lavorare per alcuni minuti, prima lo impastiamo in una bacinella e poi verseremo il tutto sulla spianatoia e andremo a impastare con un po' più di forza. Impastiamo ben bene fino ad ottenere un impasto consistente e morbido, come dicevo prima. Eccoci, dopo un po' di minuti che impastiamo abbiamo ottenuto la pasta della giusta consistenza. Ora la lasciamo riposare un attimino coperta in disparte. A questo punto prendiamo la bieta che abbiamo già cotto per 6 minuti senza molta acqua, quindi la laviamo, la mettiamo in una pentola, un pizzico di sale e 6 minuti di cottura a fuoco basso. Poi quando è cotta la togliamo, la strizziamo abbastanza bene e poi andiamo a tritarla in maniera abbastanza grossolana. A questo punto prendiamo una ciotola grande, ci versiamo la bieta, ci aggiungiamo la ricotta, 2 belle cucchiaiate di pecorino grattugiato e altrettanto di parmigiano. Ci mettiamo un pizzico di maggiorana e 2 uova intere. Impastiamo bene il tutto e avremo ottenuto il ripieno della torta pasqualina. Questo è il ripieno, vedete la cremosità del ripieno com'è. Se vi dovesse risultare troppo duro ci aggiungete un goccetto di latte, altrimenti questa è la densità ottimale. A questo punto il ripieno è pronto, la pasta ha riposato, iniziamo a tirare la pasta e qui dobbiamo fare attenzione perché a questo punto la ricetta diventa un po' più complicata. Con l'aiuto di un mattarello oppure anche di una macchina per tirare la pasta, se ce l'avete di quelle a manovella, cerchiamo di tirare questa pasta il più sottile possibile. Dalla riuscita di questo dipende in parte la bontà del piatto. Eccoci, siamo riusciti a tirarla ben sottile. A questo punto ricaveremo 4 dischi. Prendiamo lo stampo apribile e segniamo 4 dischi della misura interna del nostro stampo. Con un coltellino li ritagliamo e li teniamo un attimo da parte. Stendiamo anche il restante della pasta, sempre il più sottile possibile, e con il resto della pasta andremo a foderare la tortiera per iniziare a comporre il piatto. Ecco, siamo pronti, prendiamo sempre la nostra tortiera, abbiamo fatto i 4 cerchi, questo è il quinto, lo teniamo ben largo perché con questo dobbiamo appunto foderare la tortiera. Iniziamo con il pennellare di olio lo stampo. L'olio è un ingrediente importante in questa ricetta. Chiaramente dalle loro parti usano dell'olio ligure. Noi abbiamo la fortuna e il piacere di avere dell'olio di Pove, che come ben sapete è un olio preziosissimo, quindi andremo a fare una torta pasqualina che è una ricetta ligure con il nostro olio di Pove del Grappa. Facciamo la tortiera e a questo punto viene il divertente.
Sempre con l'olio, olio di Pove, foderiamo nuovamente la tortiera con uno dei dischi che abbiamo preparato in precedenza. Quindi sporchiamo ben bene l'interno, vedete? Prendiamo uno dei 4 dischi che abbiamo preparato e lo appoggiamo all'interno. Lo appoggiamo all'interno, cerchiamo di stenderlo, visto che sono dischi della stessa misura della tortiera, e pennelliamo nuovamente. Secondo disco, niente olio, vedete? E a questo punto ci mettiamo il ripieno. Stendiamo bene il ripieno all'interno e poi prendiamo le 4 uova che abbiamo in precedenza bollito e fatto raffreddare. Questa è una variante. La ricetta originale prevede l'uso di uova crude. A me non piace l'idea, quindi l'ho un po' modificata e penso che anche a voi piacerà di più così. Perché? Perché a questo punto nella ricetta originale l'uovo crudo viene messo all'interno della tortiera, viene coperto il tutto e viene cotto da crudo. Quindi poi quando andiamo a tagliarla mangiamo anche il guscio dell'uovo, almeno questo è quello che ufficialmente nei testi ufficiali c'è. Noi la modifichiamo così: abbiamo le nostre uova lesse, le abbiamo pelate, sgusciate e quindi le infilziamo in questa maniera qui. E ci sono rimasti altri 2 dischi che andiamo a appoggiare sopra, cercando di stenderli bene. Andiamo nuovamente a sporcare la pasta con l'olio che ci ha gentilmente dato Maurizio. Bene bene, non abbiate paura perché è giusto che sia tutto ben coperto. Chiudiamo con l'ultimo disco e chiudiamo la tortiera. Portiamo all'interno i nostri bordi e cerchiamo di dargli un po' una forma. Come facciamo a dargli una forma? Prendiamo e incominciamo a rotolare. Vedete? Man mano che rotoliamo andiamo un po' avanti, per cui creiamo un cordone che se noi scendiamo un po' di più ci fa da chiusura. Passiamo con l'olio un po' di uovo sbattuto e inforniamo a 170-180 gradi per una quarantina di minuti. Eccoci, dopo la cottura tagliamo la nostra torta pasqualina, che si può servire sia calda che fredda. Vediamo com'è venuta. Ci mettiamo 2 scagliette di parmigiano, un piatto simpatico che sta bene nelle vostre tavole il giorno di Pasqua.